un incontro col tema mafia e politica, che ci sia così tanta gente in un paese come l'Abruzzo che non ha mai conosciuto fenomeni cruenti, mafiosi, è una cosa molto bella, significa che c'è un seme, un germe di società civile che sta nascendo e che era l'obiettivo di questi incontri. Vi invito solo a riflettere su una cosina molto semplice. Mafia e politica. Per noi è normale parlare di rapporto, leggere sui giornali, partecipare a incontri sul rapporto di mafia e politica. Questo è un paese con una fortissima presenza turistica. Voi provate a chiedere a un tedesco, a un danese, a un norvegese, a un olandese, mafia politica è un tema che per loro è esotico, è una cosa strana che succede in paesi lontani. Questo paese, l'Italia, è invece segnato in profondità da una commistione di rapporti tra mafia e politica. Falcone e Borsellino insegnavano, e lo hanno anche scritto nella sentenza opinante di rinvio giudizio del primo maxi processo a Cosa Nostra, che è stato il primo maxi processo in cui ha vinto lo Stato, in cui per la prima volta si può dire esiste la mafia. Subito dopo la sentenza della Cassazione che confermò le condanne per il maxi processo, ci fu la reazione di Cosa Nostra che fece saltare in aria Falcone e Borsellino, per intenderci. Questo è successo nel 1992, non secoli fa. Falcone e Borsellino insegnavano che in tutti i paesi esiste la criminalità organizzata, bande di rapinatori, bande di assassini, anche organizzati, ma in tutti i paesi civili la criminalità organizzata è contro lo Stato. Da noi invece la particolarità è che abbiamo una forma di criminalità organizzata e la forma principe che poi ispira e fa crescere le altre mafie è Cosa Nostra siciliana. Cosa Nostra siciliana è sempre stata dentro lo Stato. A noi del nord, Veneti, eccetera, sembra una cosa lontana, in qualche modo anche questa esotica. Viene in mente un servizio televisivo sulla cattura di Bernardo Provenzano, in cui sembrava che il messaggio era che mangiava la ricotta e c'aveva le caprette nel campo. Invece è una cosa tremendamente vicina. Ve lo spiego con due piccoli aneddoti. Il primo è: mi è arrivata un'email, avevo dato a tutti la mia email, che ridò perché sono un collezionista di denunce, quindi se avete qualcosa di brutto a cui assistete, che volete segnalare, che non trovo spazio sui giornali e avete bisogno di un capibo della situazione, che almeno se la lega, poi magari vi entra un articolo su 50, perché spesso esce una volta alla settimana per parlare di problemi nazionali, però ogni tanto qualcuno mi entra, scrivete, io mi chiamo Biondani di cognome come Biondo, casabiondani@libero.it. Beh, avevo dato questa email all'ultimo incontro, che aveva come tema mafia e cemento, un tema purtroppo molto rilevante proprio per il futuro di questo piccolo comune, che rischia una cementificazione selvaggia e insensata. Avevo dato la mia email, mi scrive un signore, di cui non farò il nome, se ne avrà voglia si presenterà lui, dovrebbe essere qui. Mi dice: salve, lei ha cercato di far capire quanto si avvicina a noi la mafia. Io sono un signore che praticamente, se racconto troppo la storia faccio capire chi è, però io sono un signore che avevo 7 anni quando ho conosciuto una persona elegantissima, brillante, veniva a trovare i miei genitori portando ogni volta i fiori, la cioccolata, era simpaticissimo, aveva una macchina fantastica e portava in giro me e mio fratello, avevo 7 anni, l'altro 10 o al contrario, e ci divertiamo come un pazzo, era una persona eccezionale. Chi era questo signore? Abitava a Nogara e di mestiere faceva, guarda caso, l'imprenditore edile. Era Gioacchino La Barbera. Quel signore, la macchina con cui aveva portato in giro i 2 ragazzi di qui, cioè di un comune a 5 km da qui, è il tizio che aveva l'incarico da Cosa Nostra di seguire il corteo di auto di Falcone, Borsellino, delle loro scorte, che viaggiavano sull'autostrada, seguirlo su una strada parallela, comunicare a Giovanni Brusca esattamente la velocità in modo che Brusca potesse schiacciare il telecomando e far saltare in aria al momento giusto la carica di esplosivo mostruosa che c'era sotto l'autostrada e che ha fatto morire Falcone e tutti gli uomini della scorta.
E questa cosa io l'ho trovata la miglior dimostrazione di quanto cose in apparenza lontane siano in realtà vicino a noi e soprattutto di come non possiamo fidarci delle apparenze. Cioè, se in una situazione di crisi economica un'amministrazione locale approva mezzo milione di metri cubi di cemento regalando montagne di soldi a gente che ha comprato terreni agricoli che domani si vede centuplicare il valore, noi vediamo il tizio locale che improvvisamente fa la fortuna con questa speculazione edilizia, ma quella la può vendere. E chi è che c'ha i soldi adesso da metterci? Se andate in banca a chiedere soldi, avevo detto già l'ultima volta, non ve li danno neanche se siete la Fiat per le speculazioni edilizie, perché l'edilizia, l'immobiliare è morto in una crisi tremenda. Quindi mezzo milione di metri cubi di cemento vuol dire 1500 appartamenti fatti in proporzione. No? Chi è che ha i soldi adesso? Chi è che ha soldi liquidi, che ha eccesso di soldi che non sa dove investire? Quindi la speculazione edilizia sono un male assoluto, secondo me, perché rovinano il paesaggio, rovinano il nostro territorio, distruggono un tesoro che è la nostra ricchezza, che richiama qui turisti e che li richiamerà per i prossimi 50 anni, 100 anni, se continueremo a salvare la nostra ricchezza. Ma per di più in questo momento storico è una catastrofe per il rischio che ci ritroviamo in casa organizzazioni mafiose che poi non portano solo i soldi ma portano anche la violenza. Ringrazio tantissimo Peter Gomez e Livio Abate perché con 10.000 impegni che hanno, sono due giornalisti di livello eccezionale. Nei rapporti mafia e politica, non dico, io sono amico e non sono imparziale, però se voi volete leggere qualcosa di serio in Italia e dunque nel mondo su rapporti tra mafia e politica, ma proprio Peter Gomez e Livio Abate sono il meglio che c'è. Io sono proprio fierissimo che sono venuti nel mio paese a parlare. E Lirio è anche siciliano, quindi c'ha l'aggravante. Mi piacerebbe farlo partire da un nome, ma magari forse è meglio se dico il ruolo e poi il nome lo dice lui. Cioè, quando noi siamo abituati a vedere la mafia come una cosa gigantesca, la spectra e segreta che ha bisogno di trattare con Andreotti, no? Presidente del Consiglio. Invece la mafia, la forza della mafia è la macchina da soldi della mafia è sempre stata l'edilizia. Truccare i piani regolatori, farsi autorizzare speculazioni edilizie immense. E questo si decide nei comuni, nei piccoli comuni. Peter e Lirio hanno scritto un libro bellissimo, se lo trovate ancora compratelo a scatola chiusa perché è un libro bellissimo, si chiama I complici ed è la storia della cattura di Bernardo, la storia dell'inchiesta che ha portato alla cattura di Bernardo Provenzano, ma anche un libro che vi racconta la mafia di oggi, non la mafia di 30 anni fa, la mafia di oggi, i rapporti tra la mafia politica oggi. E in questa storia della cattura di Provenzano, in questo libro, ha un ruolo centrale una persona, un politico, che era presidente del consiglio comunale di Villabate, un piccolo punto, comune grosso alle porte di Palermo. Chi era questo presidente del consiglio comunale di Villabate? Che ruolo? Buonasera. Tanto mi fa specie venire nel paese di Paolo e raccontarvi e parlarvi di mafia, perché insomma, uno vorrebbe venire qui e raccontare di tutt'altro, anzi delle cose molto allegre. Invece, poi sentendo o vedendo alcune cose ti rendi conto che hai bisogno di immettere nella società piccola o grande che possa essere, in un territorio anche come questo che è immune dall'inquinamento in passato mafioso, di mettere degli antivirus mafiosi. Perché vedete cosa accade? E adesso rispondo alla domanda di Paolo, ma prima mi interessava dirvi questo. Se parliamo, io parlo, racconto, vivo nel meridione, in Sicilia, in Calabria, in Campania, conosciamo cos'è la mafia. E anche i bambini o gli studenti giovani, crescendo e avendo i genitori che hanno subito sulla propria pelle alcuni, magari certi eventi dolorosi o
perché la vedono accanto, sanno cos'è la mafia, la riconoscono, la vedono, in molti casi si annusa, senti la puzza della mafia. E dentro di te, dentro la propria famiglia, dentro ognuno di noi, si è creata una sorta di, per quelli che sono stati in qualche modo educati a contrastare certe illegalità, dentro ognuno di noi è stato iniettato un antivirus contro la mafia. Vedete, quell'antivirus a voi manca, ma non per colpa vostra, perché comunque per fortuna voi certe storie brutte, cattive, anelle, chiamatele come volete, non le avete vissute. Ma il problema è che i mafiosi che vedono nei territori vergini, nei territori, tra virgolette, innocui, ma che sono splendidi, ma che sono e che possono essere diciamo, dei grandi sviluppatori di business, che è anche il cemento, si infiltrano, arrivano carichi di valigie pieni di soldi, arrivano con grandi prospettive, ma non arrivano con la coppola e la lupara come siete abituati a vederli in TV, nei film, dal Padrino fino al Capo dei Capi, per intenderci, o al romanzo criminale. Arrivano con una faccia pulita, arrivano in doppio petto, parlano 3 lingue, sono professionisti, e gente seria, gente che arriva qui, dice c'hai un problema con la tua fabbrica, hai un problema perché questo è un momento di crisi economica e la tua fabbrica che hai tramandato da padre in figlio, tuo padre la vita dal suo, che c'hai 20-30 dipendenti, non puoi mandarli a casa, la banca non ti fa credito e ti presentano un amico, dice guarda questo amico ti può risolvere i problemi, quell'amico arriva con la valigia piena di soldi e te li presta e non ti chiede niente di cambio, tranne che entrare in società. Ti entra in società piano piano, ti toglie tutto quello che era tuo, ma non te lo toglie legalmente, te lo toglie fisicamente, perché poi lì appari ancora tu, sei tu il testatario di quella società, di quell'impresa, di quell'azienda, e tu sei una persona pulita. E quel signore lì, che il tuo finanziatore diventa il tuo padrone, si può permettere di partecipare a gare d'appalto, dove la legge dice che bisogna presentare certificati antimafia, e tu li presenti i certificati antimafia perché il tuo titolare, di fatto, il fantoccio che ne è rimasto è una persona pulita, può avere il certificato antimafia, ma dietro c'è la mafia. Perché come diceva Paolo, in questo momento chi ha grandi disponibilità liquide di denaro è la mafia. La mafia ha grandi quantità di denaro, di banconote da 500 euro accumulate che deve investire, non può portare in banca. E le investe in queste cose che purtroppo la crisi economica favorisce, che purtroppo le zone, la società, i territori che non hanno quell'antivirus della mafia, che non lo riconoscono, non sentono il pulso della mafia, ne favoriscono purtroppo il loro inserimento. Tornando a quella domanda che faceva Paolo, un piccolo comune del palermitano, che è Villabate, attaccato a Palermo, c'ha un presidente del consiglio comunale. Voi vi chiedete, magari nelle cronache dei giornali, ma cosa sarà mai un presidente del consiglio comunale? Cosa sarà mai un consigliere comunale? Invece no. E invece è quello che fa ruotare tutta la macchina dell'illegalità, quella che poi costruisce la base per la mafia, per le organizzazioni criminali, per arrivare lontano, per fare business. Che cosa avveniva? La mafia cerca di intrufolarsi dove può, dove vede che si possono fare affari, e si intrufola nei consigli comunali. A Villabate mette la mafia ai propri uomini e ne mette uno che fa il presidente del consiglio comunale. È giovanissimo, tanto che è così giovane che diventa anche responsabile dei giovani dell'UDC, dell'UDEUR, con Mastella, era così giovane, è un presidente del consiglio comunale, un laureato,
ragazzo colto, lavora in banca, ma cosa fa? Cerca di pilotare e pilota tutta una serie di progetti e di delibere che favoriscono alcune imprese edili che sono vicino alla mafia e che con la mafia stanno facendo affari. Devono costruire dei grandi centri commerciali, devono realizzare delle nuove strutture abitative, devono cambiare, si cambierà il piano regolatore, e per chiedere anche questa variazione del piano è arrivato, credevo fosse arrivato Campanella, e per variare il piano regolatore chiedono addirittura un consulente, diciamo, noi magari non ci vediamo bene, chiamiamo un esperto di urbanistica, chiamiamo un esperto che conosce queste cose, ci può dare un parere all'amministrazione comunale, al consiglio comunale, per dire come possiamo cambiare il piano regolatore, come far diventare un terreno agricolo un terreno edificabile, una zona residenziale. E chiamano uno dei più grossi esperti in quel momento a Palermo, comunque che era in voga, è un avvocato, si occupa di urbanistica, e danno questo incarico. È una coincidenza, attenzione, diciamo, la persona a cui danno questo incarico si chiamava Renato Schifani. Adesso ridete, cioè, è una coincidenza, voglio dire. Allora l'avvocato Schifani studia le carte, studia il piano, dice ok, si può fare, dà il proprio consiglio, il proprio parere da consulente del comune di Villabate, lo dà all'amministrazione, al consiglio comunale, variamo e fanno un piano regolatore ad hoc. Quel piano regolatore, ma è pura coincidenza, riesce a favorire delle imprese o privati che in qualche modo sono vicini alla mafia e che la realizzazione e diciamo, quelle costruzioni edilizie che sarebbero da lì a poco passate, diciamo, ai fatti, avrebbero portato grandi somme di denaro all'interno delle casse di quelle società che sono riconducibili alla mafia, a cominciare dai grandi centri commerciali che nascevano e poi sono nati alla periferia di Palermo. Ecco, come sappiamo tutto questo? Perché a un certo punto questo presidente del Consiglio Comunale, che si chiama Francesco Campanella, sente e racconta fra le tante cose anche queste storie in cui la mafia mette mani dentro la politica locale, perché non è che se dobbiamo sempre pensare che la politica è nazionale, la mafia è mafia, proprio perché va a braccetto con la politica, altrimenti parleremo di camorristi, di criminali, di gangster. E la politica si fa partendo dalla base, partendo dai comuni, dal consiglio comunale, poi c'è quello provinciale, regionale, eccetera. Ma parti da lì, dalla base. Devi dare e devi indicare la base. E la base hai i segnali. Francesco Campanella viene indagato, non può sopportare, comunque è giovane, non è un mafioso, e rivolgendosi ai carabinieri dice io mi pento, collaboro, vi racconto tutto quanto che volete, non finisco in galera, non voglio andare in galera. Dice, cosa ci puoi raccontare? Dice, io faccio il presidente, sapete tutti, faccio il presidente del consiglio comunale, e vabbè, questo lo sappiamo tutti, ma cosa ci puoi dire di più? Beh, che ne so, l'avete presente Provenzano? Sì, lo stiamo cercando. Bernardo Provenzano, io gli ho fatto avere la carta d'identità fasulla, con la carta d'identità con la sua foto per viaggiare in tutta Italia liberamente. Ma come è successo? Sì, sa, io sono il presidente del consiglio comunale, posso avere libero accesso agli uffici del comune. Un altro mafioso mi ha chiesto, perché sa, io sono affiliato alla famiglia mafiosa di Villabate, sono un mafioso. Ah, bene. E questo signore mi ha chiesto di fare un favore, mi ha chiesto di fare una carta d'identità nel comune di Villabate con questa foto. Mi ha consegnato la foto, era la foto di Bernardo Provenzano. Fate conto che l'immagine
Bernardo Provenzano non si conosceva fino al giorno del suo arresto, mai nessuno l'aveva fotografato, l'aveva vista. L'ultima foto risaleva a 43 anni prima, per cui questo aveva in mano un'immagine così importante, sarebbe stata così importante, ma così delicata e così riservata che un mafioso, l'altro mafioso concede e lui la attacca su questa carta d'identità intestata a un altro signore e mette il volto di Bernardo Provenzano. Quella carta d'identità, quel documento valido per gli spazi consentirà al capo, diciamo, al vecchio padrino corleonese di lasciare la Sicilia per 2 volte, viaggiare attraverso l'Italia e arrivare a Marsiglia, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. Ecco, Francesco era questo, era un giovane, giovanissimo, presidente del Consiglio Comunale, è stato eletto nelle file dell'Udeur, che di fatto favoriva la mafia. Nessuno avrebbe mai pensato quanto danno poteva fare un piccolo politico come quello, così giovane. Invece ha gettato le basi per tanti business mafiosi, ma ha creato un modello. E chiudo. È stato anche quello che in qualche modo è riuscito, anche con la mentalità di Provenzano, a mettere su quelle, mentre noi andiamo in giro e cerchiamo di mettere degli antivirus antimafiosi, cioè proprio l'antimafia, per cui il virus che attacca la mafia. Campanella con i suoi amici hanno cercato di mettere un virus dentro l'antimafia. Come? Campanella è mafioso, affiliato. Cosa c'è di più bello per allontanare da noi qualsiasi sospetto? Il comune di Villabate, il consiglio comunale di Villabate organizza un premio antimafia. E chi premiamo? Premiamo l'uomo che ha arrestato Totò Riina. Ultimo. E allora, dice, i suoi consiglieri comunali, altri amici che conoscevano Campanella, che erano anche loro mafiosi, dice, ma sei pazzo, dice, ma anche ci tagliano a tutti la testa, lo dico in maniera molto bella, cioè, in Sicilia ne scippano la testa, non ti devi preoccupare. I capi vecchi fanno passare la voce finché arriva a Provenzano. Dice, sai, questo giovanotto avrebbe l'idea che a Villabate vuole organizzare una cosa per allontanare il sospetto che noi possiamo essere mafiosi e vuole organizzare una iniziativa, un premio antimafia. Zio Pino, Provenzano, ma lei che ne pensa? Dice, bellissima, è bellissima. Chiamatela, è bellissima. Per cui ci puoi fare il premio. E organizzano questa grande cerimonia. Lui è mafioso, dice, dobbiamo fare una grande cerimonia, un grande premio a chi ha arrestato Riina e dobbiamo premiare proprio questo signore perché noi siamo contro la mafia. Cioè, per cui fece un osservatore contro la mafia e inizia a fare questa iniziativa. Cercano di invitare l'uomo che ha arrestato Riina, che è un ufficiale dei carabinieri, naturalmente un po' la cosa si sa, quello non ci va, cioè capisci perché devi andare a queste cose. E allora l'idea qual è? Invitiamo l'attore che ha fatto l'ufficiale che ha arrestato Riina, perché la fiction è molto più bella della realtà. Dice, allora invitiamo un tanto è ultimo, bellissimo. Il paese è contento, le ragazze sono contente, la mafia è contenta, tutti siamo contenti, abbiamo fatto l'iniziativa antimafia. L'hanno fatta. Per loro era la cosa antimafia. Questo, a parte diciamo che vi faccio l'ironia, ma è la mentalità del mafioso, del giovane mafioso, ma anche del vecchio mafioso, di come si entra, si può infiltrare nella mafia e nell'antimafia. E di come oggi tutte queste cose sono attuali. Questo accadeva nel 2005 vicino a Palermo, ma pensate oggi cosa può accadere, cioè in un piccolo centro dove il virus contro la mafia non c'è. Per questo bisogna stare attenti e bisogna parlarne, e mi piace
che sono venuto a parlare qui con voi. Grazie. Come vedete Livio che bravo è anche simpatico. Dunque, adesso io ho un tema altissimo, che sarebbe, volevo chiedere a Peter chi erano Salvo Lima, Vito Ciancimino, Nino Ignazio Salvio, perché in questi giorni è successo che, non per nostra volontà, è morto, cioè proprio avevamo già organizzato l'incontro mafia e politica, quindi siamo innocenti. Morto Giulio Andreotti. Io ricordo una puntata televisiva di Bruno Vespa con l'immagine di Andreotti che era stata la sentenza, innocente. L'altra sera Giuliano Ferrara in televisione ha detto testualmente che Andreotti è stato assolto prescrizione compresa. Come dire, era pulito, sporco compreso. Allora, molto semplicemente, intanto volevo dire io e lui hanno scritto un libro sulla storia di Francesco Campanella, sulla cattura di Provenzano, eccetera, se c'è qualcosa da aggiungere sul tema Campanella-Provenzano. Parentesi, ai nostri fini, nel senso, per quanto riguarda questo piccolo comune o i comuni veronesi, se voi prendevate in mano il piano d'assetto del territorio, come si vede oggi, il nuovo piano regolatore del comune di Villabate, era una cosa fantastica. Per Bacco, il miglior urbanista della Sicilia, dunque del mondo, avvocato Renato Schifani, presidente del Senato, ha detto, l'ha fatto lui, ha detto che è una roba fantastica, che ci sarà sviluppo economico per tutti, perché l'edilizia naturalmente porta sviluppo, le speculazioni edilizie pure, i centri commerciali pure, quindi sembra la cosa più bella del mondo. Quale fonte più autorevole di vidimazione che non il Presidente del Senato? Poi vai a vedere sotto e scopri che quel piano regolatore è asservito all'insaputa di Schifani agli interessi dei mafiosi corleonesi. Provenzano a dire il capo dei corleonesi, quelli che hanno fatto le strade, chiaro. Quindi non come dice Cicchito la mafia buona, proprio la mafia cattiva. Quindi primo, a Peter chiedo se c'è qualcosa da aggiungere. Secondo, gli vorrei parlare di, vorrei dire, cosa ha stabilito la Cassazione su Andreotti, era innocente o qualcos'altro? Beh, prima rispondiamo all'ultima, che la Cassazione è facile capire cosa ha stabilito perché lo scrive. Dice che viene prescritto per reato commesso fino alla primavera del 1980. Reato commesso. Quindi cioè, non è da dire è una sentenza, forse non si sa. No, nella sentenza di Cassazione c'è scritto reato commesso fino alla primavera del 1980 perché allora non esisteva ancora l'associazione mafiosa, ma si procedeva per associazione per delinquere semplice e quindi sì, i reati si prescrivevano un numero di anni minore rispetto all'associazione mafiosa. Ma arriviamo anche a parlare di Salvo Lima, di tutti questi politici, ma raccontando, visto che siete tanto interessati sull'edilizia, esattamente cosa accade con questi piani regolatori e non solo nei paesi organizzati, controllati dalle organizzazioni criminali. Innanzitutto dovete immaginare che la violenza è l'extrema ratio per le organizzazioni mafiose. Se è possibile raggiungere un risultato in un'altra maniera, non si ricorre alla violenza, perché quando si ricorre alla violenza c'è il rischio che intervengano i carabinieri. Se tutto invece tace, è più facile operare. La regola quindi è la regola di tutta Italia, la corruzione, i reati contro la pubblica amministrazione. Le organizzazioni criminali, ma non solo, anche i comitati di affari, tendono generalmente a occuparsi molto di elezioni locali, perché nelle elezioni locali basta poter manovrare, avere in mano dei piccoli pacchetti di voti per poter fare eleggere Tizio Caio. In un paese chi è in grado di raccogliere organizzate 300 preferenze, non perché è stato un bravo amministratore e quindi ci sono tanti cittadini che lo votano, ma perché ha un controllo di qualche tipo, criminale in Sicilia spesso, sulle famiglie, riesce a farsi eleggere. La cosa migliore per la criminalità organizzata è eleggere all'interno dell'istituzione direttamente o dei propri rappresentanti o parenti consanguini
rappresentanti, perché un politico ti potrà sempre dire di no. Dovrai ricorrere a un certo punto alla minaccia, non basterà la corruzione. Se ti fai tu stesso Stato, se ti fai tu stesso istituzione, e questo accade in particolare in Calabria, dove ci sono centinaia e centinaia di consiglieri comunali che sono di fatto affiliati alle Andrine, le cose sono più facili. Altra cosa, le organizzazioni criminali come i gruppi, i comitati di affari, tendono, quando è possibile, a occuparsi delle liste piccole. Perché delle liste piccole? Perché per essere eletti in una piccola lista bastano meno preferenze. Pensate alle elezioni regionali. In Sicilia, gli amici di Francesco Campanella cosa fanno? Vanno a occupare una lista satellite rispetto all'UDC di Scuffaro, perché quella lista si sapeva già che avrebbe preso pochi voti, però se avrebbe eletto probabilmente uno o due consiglieri regionali e sarebbero bastati 5.000 preferenze per portare quell'uomo in consiglio regionale. Quindi c'è una strategia politica rispetto a questo tipo di occupazione. Diceva prima giustamente Lirio, uno degli atti in cui le organizzazioni criminali come i comitati di affari esplicano meglio la loro potenza è il piano regolatore. A Villa Abate, quando viene fatto questo piano regolatore, il grande affare è l'ipermercato, ma non è solo quello. Si trattava di ritagliare un piano regolatore che potesse favorire gli amici e punire i nemici. Cosa vuol dire? Che se Tizio è proprietario di un appezzamento di terreno e ti sta per qualche modo antipatico, sul suo terreno difficilmente ci sarà l'autorizzazione a costruire, mentre rispetto agli amici arriverà più facilmente quell'autorizzazione. In più l'organizzazione mafiosa cosa fa? Avendo stabilito prima a tavolino quale dovrebbe essere lo sviluppo del piano regolatore, forte del proprio prestigio, perché all'interno dei paesi non è solo paura, neanche prestigio, e non solo criminale, perché la mafia si sostituisce allo Stato, convince i proprietari degli appezzamenti di terra che sa che verranno valorizzati dal piano regolatore a vendere loro, comprano a poco prezzo e poi questi prezzi aumentano. Addirittura la mafia in un territorio come Villa Abate è sì parassitaria, ma dà anche dal lavoro. Uno degli obiettivi, e in questo modo si costruisce intorno a un consenso sociale. Non dobbiamo pensare che mafia e 'ndrangheta, i boss di mafia e 'ndrangheta vengono vissuti all'interno delle comunità semplicemente come dei nemici. Perché in comunità in cui lo Stato non esiste, se tu hai bisogno, o esiste molto poco, hai bisogno di ottenere qualcosa che è un tuo diritto, se tu ti rivolgi all'uomo d'onore probabilmente in maniera assolutamente gratuita cercherà di venire incontro a quel tuo diritto. Perché? L'esempio tipico è la costruzione dell'ipermercato. Nel momento in cui si costruisce un grande ipermercato, succede che le aziende amiche otterranno gli appalti. Sul centinaio di negozi che in ogni ipermercato nuovo che vengono costruiti, questi negozi andranno a persone a loro vicine. Si daranno posti di lavoro, perché in un ipermercato lavoreranno 200 o 300 persone, e ci saranno 200 o 300 famiglie che saranno grate all'organizzazione mafiosa. Probabilmente l'organizzazione mafiosa non chiederà mai niente, no? O qualcosa incomincerà a chiedere, ma cose apparentemente minime. Tu che hai un bar, mi fai sapere a che ora passa di solito la gazzella dei carabinieri? Mi fai sapere chi è venuto a abitare, mi fai sapere chi è venuto ad abitare in quel palazzo, magari è arrivato uno sbirro oppure è arrivato un magistrato, io lo voglio sapere immediatamente. Oppure ho bisogno di nascondere una pistola, tu che sei censurato, mi nascondi la pistola. Probabilmente si fermerà tutto a questa situazione, oppure potrà andare più in alto. La mafia quindi è interessante perché da questo punto di vista si è sostituita allo Stato e agli occhi e non crea. Io tanti anni fa, prima che Bernardo Provenzano fosse arrestato, sono andato nel Nord Reno-Westfalia
dove viveva suo fratello, Simone Provenzano. Simone Provenzano si era andato dall'Italia dopo essere stato arrestato per omicidio insieme al fratello addirittura nei primi anni 60, un processo in cui era stato ovviamente assolto per insufficienza di prove, che è la vera assoluzione dell'uomo d'onore, insufficienza di prove, e viveva, io trovo questa casetta in Westfalia, tutto verde, i pomodori coltivati nell'orto, un cannetto, una 127 arancione targata a Palermo, che aveva circa 20 anni, un signore che lavorava e zappava in Germania, e un signore che stava zappando la terra, dopo la bella camicia a scacchi, la fornese, vero? Vado a suonare il campanello e comincio a parlare con questo signore. Intanto mi fa vedere dove dorme. E lui dormiva in una stanza con un unico letto singolo, l'immagine della Madonna, un vero soldato corleonese, un uomo potentissimo, che è fratello del capo dei capi. A un certo punto lui dice: ma vede, mio fratello è latitante da 37 anni. Ma se è latitante da 37 anni vuol dire che qualcuno ci porta il pane. E se ci portano il pane, forse mio fratello non è quella bestia che tutti dicono. Quella bestia che tutti dicono. Lui aveva ragione. Provenzano era la bestia, era Vino Trattori, era per noi, per quelli che stavano dalla parte dello Stato, ma Corleone, Provenzano, per buona parte di Corleone, non era una bestia. E vedere le cose in questa maniera ti fa capire quali sono le mancanze nostre, della società civile, dello Stato che non c'è, di collettività, anche di brave persone, che si rivolgono all'antistato per ottenere, vedere esauditi quelli che dovrebbero essere dei loro diritti, i diritti che noi vediamo normalmente vivendo alla Zise come a Milano, vediamo normalmente esauditi. E questa è una cosa che mi fa riflettere. Tutto questo però non nasce a caso, non è una questione etnica, non vuol dire che chi è nato nel sud è diverso da chi è nato nel nord. Ci sono delle condizioni sociali particolari che sono state a lungo favorite dalla nostra classe politica. Diceva Lirio, la mafia è mafia se ha rapporti con la politica, se non ha rapporti con la politica è semplicemente gangsterismo. E in tutte le città del mondo, in tutti i paesi del mondo, associazioni criminali gangsteristiche esistono, hanno un tempo, un inizio e una fine. Invece Cosa Nostra, come l''ndrangheta, quanto Beati Paoli, forse sono 300 e passa anni, forse di più, sono organizzazioni che sono ancora lì. Tre giorni fa abbiamo trovato i cadaveri di 2 esponenti di Cosa Nostra canadese che erano tornati dove? Alla Testa, che stava in Sicilia, Bagheria, perché comanda Bagheria, comanda la Sicilia, comanda Trapani, probabilmente. Trapani e Bagheria poi sono lontani, ma in realtà sono molto vicine per una serie di rapporti, ed è da tutto il mondo si deve tornare lì. Dicevo, la mafia è un'organizzazione parassitaria. Mafia e politica, diceva Borsellino, sono 2 organizzazioni che controllano lo stesso territorio. O si fanno la guerra o si mettono d'accordo. E perché spesso si mettono d'accordo? E si mettono d'accordo, guardate, prima abbiamo parlato dell'UDC, non è una questione di colore politico. Le organizzazioni criminali tendono a cercare di mettersi d'accordo con coloro i quali stanno al potere. Il fatto che il Partito Comunista, storicamente, quando c'era in Sicilia, non fosse al potere, ha fatto sì che per un certo periodo, anche per una questione ideologica, noi ci siamo immaginati sempre, abbiamo identificato sempre la mafia con la Democrazia Cristiana e l'antimafia con il Partito Comunista. Poi un giorno scopri che il portaordine di Bernardo Provenzano Simone Castello era un iscritto al Partito Comunista
poi iscritto ai DS. Non si iscrive al PDS, non si iscrive poi al PDS, non si iscrive al DS solamente perché nel frattempo viene arrestato. Scopre che il padrone di casa di Totorina era un comunista, scopri che a Villabate, proprio a Villabate, a fare affari con Cosa Nostra, e non solo a fare affari con Cosa Nostra, a avere i figli affiliati a Cosa Nostra, era un vice sindaco di Villabate iscritto al Partito Comunista. Perché? Perché in quella determinata zona, una zona di braccianti agricoli, una zona in cui la sinistra logicamente vinceva, Cosa Nostra si adatta, è come l'acqua, e deve accordarsi e trovare rapporti con chi sta al governo. Questa è la ragione politica per cui questo avviene. Comandano loro e noi dobbiamo metterci d'accordo con loro. Poi c'è chi l'ha fatto di più, chi l'ha fatto di meno, chi l'ha fatto peggio. Prima parlavamo, tu mi chiedevi, mi facevi 3 nomi che erano 3 nomi di democristiani. Paolo mi chiedeva di Salvo Lima, degli esattori di esattori Salvo, gli esattori di Salemi e di Vito Ciancino. Chi mi chiedeva di 3 democristiani, poi ci sono altri democristiani come Mattarella che vengono invece ammazzati da Cosa Nostra. Bene, i nomi che ci ha fatto Paolo erano 3 uomini di Giulio Andreotti. Cosa succede? Succede dal punto di vista politico che Giulio Andreotti, che aveva una base elettorale in Ciociaria, ha sempre avuto all'interno della democrazia cristiana una corrente molto debole. Le correnti forti erano altre. A un certo punto della sua carriera politica Andreotti fa un accordo con Michele Cimigliani, con Salvo Lima, con gli esattori di Salemi, di Salvo. I cugini di Salvo erano uomini di onore, democristiani, che erano diventati ricchissimi come anche allora Equitalia, che non era molto popolare, e allora la regione Sicilia, come adesso vogliono fare molti nostri enti locali, diceva le tasse le riscuotiamo noi e la facciamo riscuotere a una società di nostra fiducia. La società di riscossione di fiducia delle tasse in Sicilia era dei cugini Ignazio e Nino Savo. Ignazio e Nino Savo. E in questo modo questi uomini erano diventati ricchissimi, perché poi riscuotere le tasse vuol dire esercitare potere sul territorio, vuol dire esattamente esercitare potere come quando si esercita potere disegnando un piano regolatore. Perché se io posso decidere che tu le tasse non le paghi anche se me le devi e a te le faccio pagare fino all'ultima lira, pensate politicamente come divento forte e quanto consenso riesco a crearmi al momento delle elezioni. Perché io sono la persona che in qualche modo, controllando le esattorie, posso decidere che i miei amici, che i miei elettori, non faccio pagare queste tasse. Giulio Andreotti, che la sentenza ci dice, che la sentenza che abbiamo citato ci dice colpevole fino alla primavera del 1980 e per gli anni successivi ci dice essere innocente solo ai sensi del 530, articolo 530 secondo comma del codice penale, che tradotto in italiano con il nuovo codice di procedura penale che è nato nel 1989, insufficienza di prove non c'è più. Però quando la prova è contraddittoria, i giudici, e quindi insufficiente, i giudici applicano il 530 secondo comma. Quindi lui, diciamo, nella prima parte è stato prescritto, nella seconda ha avuto quella soluzione che tanto piace ai boss mafiosi, l'insufficienza di prove, sostanzialmente. Con Salvo Lima era il politico siciliano, per tanti anni è stato, a partire dagli anni 50, finché non l'hanno ammazzato a Mondello nel 1992, è stato probabilmente il politico democristiano più potente di tutta la Sicilia. Salvo Lima non era uomo d'onore, era figlio di uomo d'onore.
cioè suo padre era un mafioso. Qual era l'attività principale di Salvo Lima? Salvo Lima era il garante del rapporto tra mafia e politica sul territorio, non solo rispetto alla raccolta di voti, ma rispetto agli affari veri. Dicevamo prima, la mafia è un'organizzazione parassitaria. I soldi non li fa tanto solo con le estorsioni, il pizzo, il traffico di droga. Con quello fa l'agente Porsche. Con le estorsioni, Cosa Nostra paga lo stipendio alle mogli dei detenuti, alle persone che stanno in carcere, agli ultimi gradi dell'organizzazione mafiosa. I soldi veri li fa esattamente come la politica li fa con gli appalti pubblici. E per questo deve essere deve rapportarsi con gli appalti pubblici. In Sicilia, a un certo punto della vita siciliana, viene organizzato un sistema che è il cosiddetto sistema del tavolino degli appalti. Allo stesso tavolo, ma proprio allo stesso tavolo fisicamente, siedono un rappresentante di Cosa Nostra, un rappresentante dell'impresa e un rappresentante della politica. Viene stabilito, esattamente come era accaduto a Milano, dove nella metropolitana, per la costruzione della metropolitana milanese, era stabilito che fra i vari partiti i soldi, la tangente dal 3 al 5% che veniva ricavata da ogni appalto veniva divisa per quote uguali tra Democrazia Cristiana, anzi quota maggiore al Partito Socialista, quote uguali a Democrazia Cristiana, Partito Comunista, e 3 quote minori ai 3 partiti più piccoli che erano socialdemocratici, repubblicani e liberali. Alla stessa maniera in Sicilia viene introdotta quella che veniva chiamata la tassarina. La tassarina era una percentuale, se non sbaglio, dello 0,80% che doveva finire per forza nelle mani di Cosa Nostra. Quando viene ammazzato Falcone e Borsellino, io penso che su Falcone e Borsellino, sulla morte di Falcone e Borsellino ci siano varie concause. Lo dicevano proprio loro, in Sicilia non si muore mai per una ragione sola. Una delle concause possibili è dovuta anche all'indagine che stavano facendo a quell'epoca i carabinieri su questo grande sistema degli appalti. Che il sistema degli appalti che vedeva tra i protagonisti come imprese tutte le maggiori imprese nazionali, le più grandi imprese nazionali, quelle che costruiscono il nord, dalla Cogepa Impresit alla Grassetto, alla Ferruzzi, tutte le cooperative rosse sottostavano e si accordavano con Cosa Nostra e con la politica per pagare tangenti alla mafia e alla politica. Con una particolarità: i mafiosi, a difesa dei politici, quando si incazzano sparano. Abbiamo detto che è l'ultima ratio, però a un politico gli puoi tirare un bidone e lui cercherà di tirartene un altro. A quelli sono, diciamo, più seri o più violenti e quando non mantiene la parola data si spara. Infatti per gli appalti in Sicilia si muore. Uno dei grandi ideatori di questo sistema è Salvo Lima, che diceva una frase che lui in siciliano dirà molto meglio di me, io la dico in italiano, diceva: se non siamo tutti d'accordo, la pasta non si scala, non si butta la pasta. Cosa voleva dire Salvo Lima? Voleva dire che ci doveva essere un accordo tra tutti i partiti politici e tutta l'organizzazione mafiosa per concludere questo tipo di affari. Pensate, quello che dicevo, quando viene ammazzato Falcone e Borsellino, in quel momento c'erano in ballo 1.000 miliardi di lire di appalti pubblici. No, scusate, c'erano in ballo 10.000 miliardi di lire di appalti pubblici. La mafia si stava giocando, fra mafia e politica si stavano giocando qualcosa come quasi 1.000 miliardi di tangenti. L'affare 1.000 miliardi poi allora non erano 500 milioni di euro, era come dire 1 miliardo di euro, come dire 1 miliardo di euro di tangenti di adesso, cioè al cambio di adesso. Insomma,
motivo per cui si possono ammazzare parecchie persone. Salvo Lima, nel corso della sua carriera, era successo a Palermo che una serie di imprenditori venuti da niente, i Vassallo per esempio, figli e carrettieri di Palermo, avevano incominciato a fare i soldi all'ombra di queste di Lima. Semplicemente venivano loro assegnati degli appalti e sostanzialmente loro fungevano da prestanome del politico, o avevano un rapporto simbiotico molto forte col politico, davano al politico molti soldi e in cambio il politico li faceva salire di grado. Andreotti con loro, Lima finisce nel mirino della commissione antimafia. A un certo punto, credo nel lontano 1976, prima, nasce la prima commissione antimafia, in cui il nome di Lima, come il nome di Ciancimino che verrà poi arrestato, compare di continuo. Come reagisce la Democrazia Cristiana, dato che Lima è in grado di portare, oltre che tanti soldi, decine di migliaia di voti, di preferenze? Allora c'era un pochino di più pudore di adesso, la gente veniva salvata come adesso, però un pochino l'allontanavano. Invece che farlo ministro, come è capitato anche da queste parti con un signore che stava in un altro paese, nonostante che avesse un processo in corso, parlo di Branchelli, cioè tanto per essere proprio chiari. Invece che farlo ministro, Andreotti, che era un po' più furbo, questi anni hanno preso e l'hanno mandato a fare l'eurodeputato. L'altro punto di forza di Andreotti in Sicilia è stato per un lungo periodo un signore che si chiamava Vito Ciancimino. Parliamo di persone con cui Andreotti, che Vito Ciancimino fosse mafioso lo sapevano tutti, voglio dire. Vito Ciancimino addirittura era nato a Corleone, cioè lui era corleonese, ed era quello che aveva insegnato a Bernardo Provenzano. Lui era figlio di un barbiere. A Bernardo era un gruppo di amici, lui era un po' più vecchio di Provenzano e Rina, ma era quello che aveva insegnato a Provenzano a fare i conti, matematica. Cioè Provenzano, lui aveva un rapporto, era stato praticamente non era il maestro, era quello che aveva insegnato, aveva un rapporto che nasceva da quando erano molto molto piccoli. Ciancimino è anche, ma questa forse ve la racconterà meglio Lirio, uno dei responsabili del cosiddetto sacco di Palermo. Palermo era forse la più bella città di tutto il sud. Era una distesa prima che arrivasse questo Buontempone noi lo conosciamo come ex sindaco di Palermo, ma in realtà lui ha fatto il sindaco di Palermo credo per una settimana. Lui è stato assessore all'urbanistica per tanti anni e a un certo punto lancia questo slogan straordinario che è: Palermo è bella, facciamola più bella. Risultato: Palermo viene rasa a zero, ville Liberty e ville settecentesche scompaiono, e al posto di tutto questo tutta una serie di imprenditori mafiosi ricchissimi che avevano fatto i soldi come? Cominciano a costruire. Era il periodo in cui andava l'eroina. Era il periodo in cui la droga che andava di più era l'eroina, e il vero affare era garantire il trasporto dell'eroina e dei soldi da questa parte dell'oceano all'altra parte dell'oceano, cioè portare carichi di eroina negli Stati Uniti, eroina che spesso veniva raffinata in Sicilia, anche vicino a Villaparte. C'era un paese dove a un certo punto tutto il paese, credo che fosse Cinisi o Carini, vicino all'aeroporto, credo a Carini, a un certo punto il paese diventa ricchissimo. Perché? Perché siamo nei fine anni 70, primi anni 80,
come dire, la mafia perché crea consenso? Perché, sì, perché a tutte le signore del paese, mamme, eccetera, veniva dato un biglietto aereo per andare a trovare i parenti che stavano a Nuova York. Alle signore che erano già un po' ben messe, venivano ricoperte di panni di eroina. Totalmente, arrivavano belle vestite, sembravano più grasse, e arrivavano a New York dove degli altri amici le accoglievano in aeroporto, perché poi il controllo del territorio vuol dire questo, avere anche a Milano c'è stato un periodo in cui era singolare la quantità di persone che lavoravano alla SEA, la società aeroportuale siciliane di alcuni paesi. Uno poi si faceva anche delle idee perché fosse importante avere qualcuno che lavorasse proprio alla SEA. A New York l'avevano capito molto bene. Questi arrivavano, le signore arrivavano, poi un bel gruppo di questi italiani aveva aperto una bellissima catena, enormi catene di pizzerie, e nelle catene di pizzerie, oltre che vendere la pizza, si sfracciavano le vite. I soldi poi, banconote da $1 o $5, per questi erano tossici, venivano messi dentro delle scatole. Un bel gruppo di banchieri svizzeri e ebrei si occupavano di trasportare questi soldi in Svizzera, dove venivano poi ripuliti, andavano in mano generalmente a persone non solo siciliani, ma imprenditori di Brescia, per esempio, come Oliviero Tognoli, che si occupava di reinvestire questi soldi nel tondino, avevano fabbriche di tondino. Il tondino poi veniva rimandato in Sicilia, dove i mafiosi erano proprietari invece di fabbriche di cemento, e in questo modo i soldi della droga venivano ripuliti e venivano reinvestiti dove? Nel sacco di Palermo, nella costruzione di quelle enormi, bruttissime case che hanno costruito Palermo, un ciclo assolutamente completo. Ora, questa roba era abbastanza nota anche perché avevano ammazzato un po' di carabinieri e un po' di poliziotti nel mentre. C'era il colonnello Russo che morì per un'indagine su una diga che era in costruzione, c'era Boris Giuliano, il capo della mobile. Queste cose venivano scritte sui giornali, i giornali anzi scrivevano molto più di adesso, venivano fatti nomi e cognomi, era noto che c'era un rapporto tra Salvoriva, Ciancimino e questi personaggi, ma Andreotti questi personaggi non li mollava. Anzi, c'è un episodio, l'uomo che era più bravo a investire questi soldi si chiamava Sindona. Sindona era un banchiere nato a Patti, in provincia di Messina. Sindona era andato a Milano, prima si era occupato di investimenti in borsa, era molto sveglio, e mentre reinvestiva questo tipo di capitali, e poi a un certo punto compra una delle più vecchie banche di Milano, che si chiamava Banca Privata Italiana, della vecchia famiglia Molizzi, che era una storica famiglia di banchieri milanesi, e decide di espandersi per il mondo. Da una parte dà un sacco di soldi alla Democrazia Cristiana e ad Andreotti, cioè non c'è dubbio che avvenga. Vengono trovati i passaggi di denaro, vengono trovati i libretti al portatore che intestati a nomi di fantasia, che erano libretti che facevano capo a politici della Democrazia Cristiana, credo ci fosse anche qualche repubblicano, però di questo non sono sicuro. Andreotti si espande, Sindona si espande, compra una grande banca negli Stati Uniti che si chiama Franklin Bank, incomincia ad ingrandirsi sempre più finché fa un patatrazzi. Incominciano gli americani a indagare su di lui ha delle difficoltà, e nonostante che sia in difficoltà, Andreotti gli è apparentemente molto riconoscente. Continua ad avere rapporti con lui, e nel 1974, quando già in Italia non poteva tornare, va negli Stati Uniti. Un amministratore che si chiamava Dortona lo sconsiglia di andare negli Stati Uniti, e gli dice: guardi che
non può andare da Sindona è un delinquente. Andreotti ci va lo stesso e partecipa a un ricevimento di questa organizzazione italo-americana in cui ci sono le foto. Andreotti celebra Sindona come il salvatore della lira, perché era il momento in cui la lira era sotto attacco, come è capitato, e grazie alle grandissime masse di capitali di cui aveva a disposizione Sindona, la lira, erano riusciti a tenere su il prezzo della lira. Lo celebra in questa riunione di italo-americani in cui in prima fila si sono seduti tutti i capi delle 5 famiglie di New York, di Cosa Nostra, Colombo, Garbino, e che applaudono quello che era già stato diverse volte Presidente del Consiglio. Sindona si trova dietro gli americani, la sua banca fa crack e ha un problema che fa crack la sua banca in Italia. C'è un'indagine della magistratura, viene nominato un curatore per la banca. Il curatore è un monarchico, un conservatore, un borghese, si chiama Giorgio Ambrosoli, e incomincia ad occuparsi dei conti della banca di Sindona. Sindona, nella sua follia, pensa di poter salvare quella banca dal crack, la banca dove la mafia ricicla i soldi, e fa pressioni su Andreotti, che era Presidente del Consiglio, e Andreotti fa pressioni su Ambrosoli per salvare la banca, e Andreotti fa pressioni sulla Banca d'Italia per salvare quella banca. Perché lo fa? Perché probabilmente Andreotti veniva ricattato da Sindona, perché Sindona aveva in mano le prove dei versamenti di denaro alla Democrazia Cristiana e alla sua corrente, e aveva in mano soprattutto una lista di 500 esportatori di valuta, 500 persone che avevano portato soldi all'estero, dentro i quali c'erano tantissimi politici. Ambrosoli resiste, viene minacciato prima per telefono. Il Vitale, il cognato del boss dell'epoca, un signore, prima di Rina c'era un signore che si chiamava Stefano Bontade, ed era un signore un po' più civile rispetto a Rina, perché era uno che aveva fatto il liceo, era andato allo stesso liceo di Marcello Dell'Utri, era uno con cui si poteva, era un amico di Dell'Utri peraltro, era uno con cui si poteva parlare, si andava a tavola. Incomincia a minacciare per telefono Ambrosoli. Ambrosoli registra le telefonate. Ci sono queste telefonate che sono agghiaccianti, le potete ascoltare su YouTube. Nell'ultima telefonata lui dice: lei l'ha detto che io l'ho telefonato, mi ha registrato, io la volevo salvare, ma lei, io adesso non la salvo più, io le sparo in bocca, perché lei è un cornuto e merita solo di morire ammazzato. Lui registra tutto, denuncia, passa qualche giorno, scende, è sotto casa, è sera, si avvicina una persona e dice: lei, signora Ambrosoli? Lui si volta, lo uccidono con 3 colpi di pistola, via Morosso della Rocca. Lui prima di morire aveva scritto una lettera che dovete andarvi a cercare, una lettera bellissima a sua moglie per i suoi figli, in cui diceva: io sostanzialmente so delle cose in cui sto andando incontro. Per la prima volta però mi trovo a fare politica non per un partito ma per lo Stato, come l'abbiamo fatta, scriveva sua moglie, all'epoca dell'Unione dei Giovani Monarchici, figurati. Ma io voglio fare questa cosa in nome dello Stato. Non andrà nessuno al funerale di Ambrosoli. Nelle memorie di Andreotti, l'assassino ovviamente è la mafia, il mandante è Michele Sindona, l'uomo che faceva pressione su per il salvataggio della banca è Giulio Andreotti. È tutto documentato, non ci sono l'hanno raccontato i protagonisti. Nel diario di Andreotti non troverete neanche un accenno alla morte di Ambrosoli, e leggerete invece, troverete sempre su YouTube una sua intervista in cui, credo 6 anni fa,
quando gli viene chiesto cosa pensasse di Ambrosoli, Andreotti dice che era uno che se l'era andata a cercare. Questa è la persona che noi abbiamo celebrato come padre della patria, ma visto come sta andando la nostra patria, forse abbiamo fatto bene a celebrarlo, perché è l'esempio di quello che del modo in cui hanno ridotto il nostro paese. Faccio un po' di domande a botta e risposta. Propongo per interventi a botta e risposta e poi propongo di lasciare spazio alle domande di queste splendide persone che sono venute qui ad ascoltare. Mi rivolgo ai ragazzi delle medie. Perché abbiamo un problema con la mafia in Italia? Ci ha spiegato Peter che è una persona che è stato il più potente politico italiano, indiscutibilmente per 50 anni, è stato 7 volte capo di governo, è stato innumerevoli volte ministro, gli hanno fatto un processo, il processo si è chiuso e tutti i giudici che, che hanno esaminato il caso, compresi i giudici di primo grado, dicono che lui, per 20 anni almeno, fino al 1980, è stato complice dei mafiosi. Quindi il politico più importante d'Italia, che dovrebbe rappresentare lo Stato ed essere nemico della mafia, era invece complice della mafia, una mafia assassina, perché già allora la mafia era assassina. Tra l'altro aveva ammazzato il presidente della regione Sicilia e lui sapeva che gli assassini erano i mafiosi, li ha incontrati e non li ha denunciati. Questo dicono le sentenze. Noi viviamo in un paese che si chiama la ZIL, dici chi se ne frega. Ma se il paese ai livelli della politica nazionale, il governo che determina la vita di tutti, è così marcio, per cui una persona 7 volte capo del governo è complice dei mafiosi, non possiamo chiamarci fuori. Anche il nostro futuro è condizionato da questa cappa di marcio che opprime questo paese. Noi, tutti noi, siamo degli sconfitti, abbiamo perso, non siamo riusciti a ripulire questo paese. Adesso come tocca a voi, volevo dire. Non è il mio scopo ripulire questo paese, io faccio il giornalista e il mio scopo è raccontare le cose. Poi se i cittadini sono informati e vogliono, se volessi, se volevo ripulire questo paese avrei fatto il carabiniere o avrei fatto il magistrato. Ecco, non vorrei equivocare. Mi farebbe piacere che questo fosse un paese pulito. Io penso che il dovere mio, di Livio e di Paolo, sia di raccontare queste cose. Il dovere dei cittadini è di essere dei buoni cittadini, semplicemente. E poi magari dedicare un pochino del proprio tempo alla collettività, agli interessi degli altri e dire di no a certi compromessi. I compromessi non sono sempre sbagliati nella vita, però ci sono compromessi nobili e ignobili. Se siamo 4 persone è difficile che abbiamo tutti la stessa idea e quindi è giusto trovare un compromesso per raggiungere un determinato obiettivo, è ovvio questo, però deve essere un compromesso dichiarato, un compromesso alla luce del sole per raggiungere il bene comune. Ecco, quello che abbiamo raccontato fino adesso è una storia di compromessi ignobili, di compromessi oscuri e di quello io vorrei continuare a parlare. Allora, però io vedo un ragazzo che oggi può avere 14-15 anni, Andreotti sembra un vecchio, un novantenne, l'Italia del passato. Guardiamo l'Italia di oggi o appena di ieri. Penultimo governo, il Ministero dell'Economia è il ministero che c'ha in mano i soldi pubblici. C'è un ministro, c'è il sottosegretario, che è il viceministro, quindi è la seconda persona più importante come carica politica nella gestione dei soldi di tutte le nostre tasse. Questo viceministro in particolare rappresenta il ministro nel
un organismo che si chiama CIPE, che è quello che stabilisce quali grandi opere pubbliche si fanno in Italia, quindi se si spendono 2 miliardi per fare l'alta velocità o 5 miliardi per fare tutte le nuove autostrade. Quindi è un potere immenso. Questo viceministro si chiama Nicola Cosentino. Non è stato arrestato per anni perché era parlamentare. Adesso è in galera per camorra. Appena ha smesso di essere parlamentare hanno potuto arrestarlo. Ha fatto ricorsi in tutte le sedi, primo, secondo grado, Cassazione, ha sempre perso e ha detto ma guarda, ci sono fatto gravi indizi di colpevolezza, tu sei un mafioso, un complice esterno della mafia, ma entriamo nelle complicazioni. Perché è stato salvato dall'arresto? A un certo punto i magistrati hanno chiesto di arrestarlo. Non era una follia, nel senso, se non fosse stato parlamentare non aveva bisogno di chiedere il permesso, lo arrestavano e basta. Dovevano chiedere il permesso perché doveva avere il privilegio rispetto agli altri cittadini di essere parlamentare. È stato salvato dal voto della maggioranza dell'allora Parlamento. In questa maggioranza che ha votato contro l'arresto di Nicola Cosentino, quindi un politico accusato di complicità con la camorra, accusato con gravi indizi, c'era anche il partito del Nord, il partito che dice di voler rappresentare il Nord e che agli elettori dice che lo vuole il cambio per i delinquenti, per i mafiosi. Chiederei a Livio quindi se questa distinzione tra sud mafioso e nord virtuoso regge ancora o purtroppo è superata. No, parlare veramente delle cose stupende. Io vorrei invitarvi perché Peter mi ha invitato più volte a cercare su YouTube, comunque su internet, dei documenti. Io vorrei invitarvi a utilizzare internet per fare una cosa. È semplice, signore, adesso vi spiego. Allora, la storia è questa. In Calabria e in Sicilia ancora oggi si fanno gli arresti, per fortuna. Nonostante ci sono una serie di provvedimenti ancora in itinere, tra cui le intercettazioni che vorrebbero eliminare, comunque ancora ci sono e questo consente di fare degli arresti, soprattutto arresti per associazione mafiosa. In Sicilia e in Calabria vengono arrestate centinaia di persone. All'anno vengono arrestate migliaia di persone. Il problema è che mentre in Sicilia e in Calabria vengono arrestate materialmente, vengono fatti dei provvedimenti di sequestri di beni, immobili, aziende, eccetera, che non sono in Calabria. Sapete dove sono? No, a nord, cioè, dovrebbero fare una minchia, no? Sono nelle vostre zone. Allora, andate su internet, 2 siti, il sito di libera.it e il sito, se volete una cosa ancora più istituzionale, il sito dell'Agenzia dei Beni Confiscati e Sequestrati, che c'è una bella mappa, bellissima. C'è lo Stivale, sapete lo Stivale, c'è pure la Sicilia, perché rientra nell'Italia, anche la Sardegna, e ci sono dei puntini rossi e blu che indicano i sequestri e le confische. Poi vi indicate dov'è la vostra cittadina, dice la mia cittadina è qua, e vedi attorno alla tua cittadina se ci sono dei malcapitati che hanno avuto il sequestro di beni o le confische. E magari ti sorprenderai perché ne troverai. Dice, com'è possibile che accanto a casa mia hanno sequestrato dei beni per mafia? Che noi siamo perfetti. Il mio sindaco non ha mai detto che esiste una mafia qui, anzi, noi tutti non ce ne siamo manco accorti, manco uno che è passato dalla strada statale con la lupara, mai visto. Com'è possibile che vengano qui e hanno inquinato l'economia? Insomma, è un errore giudiziario, sicuramente, dirà quello della Lega. Risponderà un altro e dice no, non esiste, questo è un errore di persona, dirà il mafioso. Il problema è che i mafiosi, come dicevo prima, i soldi li fanno con le cose illegali giù, ma li vengono a investire qui, a inquinare il vostro territorio, la vostra economia legale.
Allora, se questo accade, e se questo accade purtroppo in un territorio dove non siete abituati a vedere la mafia, non potete nemmeno vedere l'inquinamento della politica fatto dalla mafia. Vedete quello che diceva Paolo di Cosentino. Cosentino è un uomo, un politico che in Campania detiene più di 1 milione di preferenze. Cioè Cosentino spostava non poche masse, diciamo, di elettori, ma 1 milione di preferenze. E se Berlusconi, pace all'anima sua, che è immortale, quello che vedete voi non è lui, diciamo, quello è il clone che lui, la sua anima, quella cattiva, è andata in cielo, nel purgatorio, quello che vedete è un altro uomo. Berlusconi dice: ma questo mi porta 1 milione di voti, ma io lo posso mai cacciare fuori dal PDL? Questo 1 milione di voti, perché siccome la democrazia si fa ancora con i voti, però i voti sono un poco comprati. Cosentino mi porta 1 milione di voti, io lo posso togliere? È indagato per mafia, questi magistrati, chiamiamoli come vogliamo, fuori di testa, tanto per dare il termine più basso, cioè lo vogliono arrestare perché dicono che lui è colluso con la Camorra, ci sono i pentiti che sono pure pilotati che dicono che questo è colluso con la Camorra, eccetera. Io lo posso mai togliere? No, lo posso togliere. E allora Cosentino ha continuato a fare il coordinatore del PDL, non è una brutta parola PDL, può fare che scandalizzare per minchia, ma per PDL dico PDL sale tutto in silenzio. Cioè, allora, il PDL ha avuto in Campania questo coordinatore che appena è decaduta la carica che gli dava l'immunità parlamentare è stato accompagnato in carcere dove attualmente si trova e dove nei pochi, cioè 2 giorni fa, è andato a trovarlo l'ex ministro, prima ex ministro della giustizia, attuale presidente della commissione giustizia, Nitto Palma, perché giustamente vanno le cose con le cose. Uno per la giustizia, diciamo, la deve. Questa niente. Allora, che cosa accade? Che io vi racconto questa cosa, c'è Cosentino, voi immaginate che io vi sto parlando, vi sto raccontando di un paese che è extraterrestre, cioè perché voi dite, non è mai possibile che qui nel nostro territorio non abbiamo. Esistono queste cose in Italia? Esistono. Perché quel signore là è stato sottosegretario, oltre che parlamentare, della Repubblica Italiana. E la Repubblica Italiana purtroppo ci fate parte anche voi. Ancora non vi hanno separato. I leghisti volevano essere separati. Però che cosa è successo? Che il loro tesoriere, quello che gestiva il Piccione, era un calabrese. Ora, io voglio capire una cosa. Perché a un certo punto si sono accorti, dice, ma dobbiamo fare, andiamo a Roma, dove a Roma ladrone, eccetera, arrivano a Roma, capisco, ma perché sarà a Roma? Forse possiamo gestire un po' di cose, c'era Cosentino che ha fatto capire compare, Veneccate, da sapere un po' di cose, ci sono i diamanti, lo yacht, devi fare la bella vita, e hanno presentato alcuni signori, questo signore calabrese, però tu per ripulirsi un poco se ne è andato a abitare a Genova, per cui Bossi dice io per me l'ho conosciuto bene a genovese, cioè meglio di così non potevo essere, cioè, era uno che diceva proprio uno più secco. Il problema è che anche dentro quella, forse, e io lì devo dare sinceramente tutta la mia cosa, non avevano gli anticorpi contro la mafia, per cui si sono fatti subito infettare dalla mafia, dall'andrangheta. Vedete, questo perché non parlavano mai di mafia, dire con mio amico. Ma io dico un'altra cosa, cioè Cosentino l'hai conosciuto e ci sei seduto a te. Dell'Utri, si può dire dell'Utri? No, perché siccome avevo una casa qua vicino, non lo so, cioè cos'è.
perché pure quella se non la vendeva pure quella c'è. E poi dicevano, com'è che hanno sequestrato una casa qua vicino sul lago? Dell'utile, eccetera. Poi ci sono stati, Berlusconi è perseguitato, non lo possiamo. No, non si può mettere. Poi un altro che è stato pure sottosegretario al CIPE, ma problemi di mafia non ha avuto, lui aveva avuto altri problemi, come ha detto diciamo, un vecchio imputato del maxi processo, è stato sventurato, diciamo, la sventura mi ha perseguitato per tutta la vita e mi ha portato su una strada non legale ma illegale. È stato Gianfranco Miccica. Ma pure al CIPE, quello i soldi gestiva, però fra una pista e l'altra di aeroporto cercava di vedere quali soldi doveva andare a gestire. E c'era pure Gianfranco Miccica. E poi è inutile che proseguire con tutta una serie di altri personaggi che questi, lo devo dire, i leghisti non si accorgevano di avere accanto delle persone che erano indagate per mafia, perché tutti quelli che indagavano, i magistrati che indagavano i politici per mafia, che c'era sempre la persecuzione. Ora, io voglio capire una cosa. Cioè, se tu arresti Totò Riina, dici giustamente è mafioso e lo devi arrestare. Se arresti a Provenzano, è mafioso e lo devi arrestare. Ma se le stesse prove che valgono per Totò Riina e per Bernardo Provenzano tu le applichi su un politico, che non vale più. Non vale più. C'è l'attacco alla magistratura. Attenzione, adesso divento serio. Ma il problema è che finché arriva questa cosa dalla politica, è un po' politicante la cosa. Il problema è quando lo stesso discorso viene fatto dalla gente, dagli elettori, io mi scanto e io mi spavento. Perché un discorso è che lo fa la politica perché sono politicanti, ma se la gente fa lo stesso discorso, dice ecco, hanno perseguitato, ce l'hanno col politico, quando quella stessa gente sa, soprattutto nel meridione, chi è il politico mafioso e che se quello è veramente mafioso e deve andare contro la magistratura ho dei problemi. E allora io vorrei che questa cosa venisse unificata, cioè nell'unione proprio dell'Italia, che è quello che è lo spavento della Sicilia, dei calabresi, possa diventare anche quello, cioè, di questa zona. Perché la mafia, come diceva Peter prima, non è che ha colore politico. La mafia, tu vedi, tu comandi, io divento amico tuo. E fino adesso non abbiamo registrato ad oggi nessuna parte che un politico abbia mai chiamato i carabinieri per dire carabinieri venite qui perché c'è uno che vi vuole corrompere perché vuole fare le cose. Mai. E allora c'è qualche cosa che non va. E io vorrei farvi comprendere che quando ci sono certi comportamenti, quando ci sono certe situazioni poco legali, quando si scende a quei compromessi di cui parlava Peter, bisogna avere la schiena dritta e dire di no, bisogna cominciare a resistere, bisogna cominciare a essere per delle regole, perché ci sono, e iniziare a, diciamo, a metterle in pratica. E questo parte dalla gente. Peter diceva bene, noi facciamo i giornalisti. E noi siamo giornalisti, ma siamo cittadini. E come voi cittadini, noi giornalisti vi raccontiamo le cose. Perché vedete, i giornalisti non sono né magistrati, né investigatori, né giudici. Cioè noi non facciamo né sentenze, né purtroppo possiamo andare in galera le persone, né possiamo fare le indagini giudiziarie, ma possiamo e soprattutto informiamo. E come? Senza diffamare. Perché questa è la cosa bella del nostro mestiere. La cosa più bella è quando tu lo impiccichi al muro a uno senza diffamare e chi è tutto insaponato, non ti può dire niente. E come fai? Con i dati di fatto. Vedi, noi utilizziamo spesso un esempio. Sei per strada, vai e sei in una strada dove tu conosci i personaggi, li conosciamo tutti, imprenditore un po' così, soprattutto parlo del meridione, imprenditore che
diciamo, come quel metodo che diceva prima di Lima, Ignazio Salvo, i Vassallo, eccetera, che hanno fatto affari grazie a certi personaggi mafiosi e politicanti. Conosciamo i mafiosi perché i mafiosi, proprio perché sono mafiosi, si fanno riconoscere, perché altrimenti non saresti mafioso. Cioè il mafioso si fa conoscere alla gente, dice io sono un mafioso e tu sai che io sono un mafioso e mi devi portare rispetto e tu glielo porti rispetto. Ma quando tu incontri il mafioso, l'imprenditore e l'aspirante politico, che stanno tutti e tre a pranzo insieme, seduti, belli attovagliati, tu che fai, cittadino? Pigli un telefonino, pappata, ci fai la bella foto. La foto la pubblichi. Non è che ci devi fare la diffamazione. Io sono l'aspirante sindaco con i mafiosi. No, l'aspirante sindaco che sarà a tavola con l'imprenditore Giuseppe e il noto signore per bene Caio. Hai fatto informazione? Perché tu hai fatto informazione? Ancora il reato di attovagliamento non c'è. Per cui l'avviso di garanzia non può partire, per cui tu dici vai dal magistrato c'è questa cosa che dobbiamo fare la denuncia, lei si deve... No, non c'è. Ma questo per farvi capire che non dobbiamo mettere sempre avanti la magistratura, la sentenza, adesso arriva la Cassazione. No, se tu sai chi sono queste persone che ti amministrano, sai benissimo come ti devi comportare. L'informazione, noi facciamo informazione, ti raccontiamo le cose. Purtroppo non in tutta Italia si legge, perché ci sono tante ignorantone che non leggono. Quanti giornali leggete al giorno? Perché voi siete là, la televisione, guarda, aspetta, per fortuna se che accide la televisione vi butta le cose per la bocca, siete con la bocca aperta, così. Ogni sera vespa vi butta una cosa. Adesso dico Vespa tanto per dire, ma se il Vespa di turno non vi buttasse questa polpettina nella voce, qualcuno sareste affamati per tutto il giorno. Non è che leggete, no, perché c'è chi scrive, Paolo racconta un sacco di cose, uno si informa, dice guarda, ogni tanto ci sarebbe da crederci ai giornalisti, perché ci sono delle cose e uno prende le proprie posizioni, cioè almeno è culturalmente informato. Perché se uno fosse informato, sapete 35 anni fa che cosa è successo vicino Palermo, proprio attaccato all'aeroporto? C'è un paese che si chiama Cinisi e un ragazzo, proprio ieri era il 35esimo anno, si inventa una cosa fantasiosa. Dice, sai che c'è? Siccome nel mio paese, che Cinisi, c'è la mafia. E io ce l'ho a casa. Questo ragazzo dice, io ce l'ho a casa la mafia. Ce l'ho a casa e fuori casa. E ce l'ho anche a 100 passi da casa mia. Questo ragazzo si chiamava Peppino il bastardo. Peppino il bastardo aveva il papà che era mafioso. Però lui, insieme ad altri ragazzi, proprio perché non poteva sopportare queste cose, cercano di fare delle azioni. Iniziano a fare volantinaggio, iniziative particolari, non attecchivano bene. A 100 passi da casa di Peppino Bastardo abitava un signore che si chiamava Gaetano Badalamenti. Per intenderci, Gaetano Badalamenti in quel periodo lì era il capo di Totò Riina, era il capo mafia, era uno potente, uno che ammazzava, non lui, faceva ammazzare. E allora lì stavano organizzando una serie di speculazioni edilizie. Dovevano fare l'aeroporto, dovevano fare l'autostrada, per cui c'era sto piano regolatore che è qua, giusta là, tanto che lei, ancora oggi, se vedete l'autostrada che passa vicino all'aeroporto di Palermo, vicino Cinisi,
Cioè, l'autostrada tu la vedi qua è dritta, no, là che ci sono curve è così, ma vi giuro, non è che andate su Google Maps e vedete c'è l'autostrada che ci sono grandi, ma perché? Perché doveva passare su alcuni terreni, doveva evitarne altri, eccetera, perché c'era l'esproprio, c'è quello veniva pagato, eccetera. Questo vi faccio immaginare il piano regolatore com'è. Perfino il passato, questo insieme ad altre cose, inizia a denunciare. Dice, ma non basta, dobbiamo entrare nella testa delle persone. E quello è il periodo, scusate io vi parlo in siciliano, ma qua in questa terra mi piace assai parlare in siciliano. Di solito non sono così, ma a me piace assai, cioè proprio perché loro sono terrone, proprio mi piace. Allora, Peppino, che in quel periodo che cosa veniva fuori? Che cosa stavano emergendo? Una cosa bellissima, la voce, proprio l'informazione. Le radio locali, le radio private, le piccole radio locali private, le emittenti che venivano fuori, un trasmettitore, un'antenna, un microfono e via, diciamo, raccontavano poi un registratore con la musica, mettono su, Peppino è passato con i suoi amici questa radio privata, Radio Alba. È l'unico mezzo del paese, cinese. E allora lì mettono musica, cioè iniziano a fare anche dibattiti in questa radio. Perché dice che la gente ci ascolta, cioè la gente ci sta ascoltando, perché quando loro parlavano all'ora di pranzo, come diceva, tutte le persone a casa erano lì a accendere la radio e ascoltavano, perché poi loro quando uscivano dalla radio la gente facevano la battuta, no? Oppure quello lì si sentiva tirato perché parlavano del loro vicino di casa. E lì che cosa iniziano a fare? Cioè, questo è l'unico mezzo, dobbiamo fare la denuncia contro la mafia. E che cosa ha fatto il genio, diciamo, di Peppino Impastato? Oltre a vedere lontano, a vedere che c'era l'invasione della mafia nella politica, nella speculazione edilizia, nell'invasione, nella cementificazione di questo paese. Diciamo, parliamo e facciamo una cronaca di quello che è la cronaca politica di questo paese, del Consiglio Comunale. Inizia a fare una cronaca prendendo in giro i mafiosi, facendo diventare i mafiosi dei comici. E per cui con questa sua carica ironica, prendendoli in giro, per cui chiamando Gaetano Badalamenti, io sentivo Gaetano Badalamenti saltando un piede, chiamava Tano seduto, municipio maficidio, tutta una serie di cose, e raccontava quello che avveniva nel Consiglio Comunale, per cui tutti questi abusi, questi affari che stavano per fare. E la gente rideva a casa, rideva di questi fatti. I mafiosi, che come ho detto prima, vivono i segnali, vivono soprattutto delle immagini. Sono un mafioso, io mi annaio, tu mi vedi che io mi annaio, mi devi portare rispetto, io entro al bar, lontano, il caffè è pagato mio, tutto a posto. Cioè. Se tu questa immagine la inizi a smerdare, nessuno più ti porta rispetto. Ma soprattutto se fai ridere di quell'immagine, nessuno più ti seguirà. Peppino con i suoi amici aveva portato a questo, aveva portato a dire guarda, è gente inutile, ma non solo è gente inutile, ma ci sta mangiando il territorio, ci mangia la democrazia, entra nella politica facendo i loro affari. Questa cosa la mafia la capisce, dice basta. Per cui con grande ingegno, purtroppo, della mafia, che confronta noi tutti questi qua, i mafiosi sono 10 anni più avanti, perché noi ci superano. Cioè, noi siamo già qua, loro già sanno chi è il futuro capo del Consiglio diciamo, del governo. Noi siamo tutti qua che pensiamo di fare come possiamo risparmiare, già loro sanno dove investire, lo sanno, non lo so come fanno, ma lo fanno. Per cui noi dobbiamo cercare di fotterli prima che loro cercano di... Questo cosa fanno? Prendono Peppino e lo ammazzano, ma non è che lo ammazzano così, perché se gli sparano diventa una vittima in mezzo alla strada, cioè proprio vittima di mafia. Noi non ce lo possiamo permettere che diventi vittima di mafia, perché altrimenti gli accolate le cose, cioè,
lo prendono e camuffano questo omicidio del primo ambasciato come se fosse un terrorista che è carico di esplosivo, che doveva essere piazzato sulla linea ferrata che passava da Cinisi, doveva fare un attentato al treno che doveva passare da lì. Ma per un banale incidente, su esplosivo salta e viene dilaniato. Però il problema è che prima di legarlo con tutto questo esplosivo, per prima un passato viene ammazzato, dilaniato, il sangue viene trovato sulle pietre prima di mettersi lì sulla strada ferrata, tanto che quando arrivano i carabinieri in domani dicono no, chi si è attentato? Invece era comunista, era uno che diceva delle cose alla radio che non capivamo per niente, parlava di Tano seduto, non so che cosa, parlava pure male, poi era un terrorista, si è messo a capo a fare l'attentato, un attentatore scritto dai carabinieri, ma erano quei carabinieri di 150 anni fa che fecero un depistaggio. Adesso lui dice sei pazzo, no, lo scrive adesso, oltre che la sentenza in cui è stato condannato il mandante, anche una relazione della commissione antimafia. Non si erano accorti che poco distante dalla strada ferrata c'erano le pietre insanguinate, perché come se io sono pazzo, terrorista pazzo, no? Un po' mi sbatto nelle pietre, faccio uscire un po' di sangue, il sangue è brutto, no? E poi leggo, mi autoleggo, mi metto sulla strada, sulla ferrovia e poi faccio saltare. Questa cosa viene fatta per camuffare questo omicidio. E la sfortuna, non si capisce bene, la copertura mediatica di quell'omicidio passa in cavalleria perché 35 anni fa abbiamo scoperto il corpo di Aldo Moro del Gaetani, per cui siamo naturalmente tutti rivolti verso quel fatto che ci aveva tenuto curiositi oltre che terrorizzati di questo rapimento. Perché in passato muore così. Nessuno più parlerà di mafia in quella zona, nessuno più denuncerà l'evoluzione politica mafia, perché quello che i mafiosi hanno fatto in quella zona è dare non solo bavagliare il primo imbastato, ma dare un segnale alla comunità. Vedete, chi babbia con i mafiosi finisce così, e comunque non vi permettete più perché la mafia vi ammazza. E sono stati in silenzio, la mafia ha progredito, ha vinto su quella minoranza di società che non è esplosa di fronte a quel delitto, anzi ha fatto dei passi indietro e ha lasciato spazio ai boss, a quel Tano Badalamenti che a 100 passi da casa di primo imbastato faceva, ha fatto fino a poco tempo fa da padrone. Questo per dirvi, non solo per farvi ricordare, ma soprattutto per dirvi chi era Peppino Impastato, che se poi non fosse stato per un film, se non fosse stato che andava sul grande schermo un film, si chiama 100 passi, di Peppino Impastato stasera, cioè, nessuno di voi poteva sapere chi era. Ora, io ve lo dico perché sembrano leggende, sembrano storie antiche, eccetera. Ma se voi prendete quelle storie lì di 35 anni fa, le catapultate oggi in certi territori del nord, del nord-est, guardate che possono essere uguali. All'epoca molti non la vedevano la mafia, vedevano solo che c'era un movimento di denaro, gente che si muoveva, voleva costruire, voleva speculare, voleva dare posti di lavoro. Non volevano vedere la mafia e altri non la vedevano. Se voi pensate a quello che può esserci nel nord-est e se andate a guardare a quelle cartine di cui vi parlavo prima io su internet, la confisca dei beni sequestrati nel vostro territorio, vi accorgete che forse qualche cosa uguale a 35 anni fa c'è ancora qui, che è l'unica arma per difendersi da tutto questo è una, l'informazione. E siccome siamo tutti giornalisti, il tesserino è una minchiata, cioè tutti quanti siamo giornalisti, tutti quanti possiamo informare. La seconda è leggere e divulgare.
che quando poi divulghiamo di stare attenti alle cose che succedono, quelli che vogliono invadere il vostro territorio pulito si terranno accorti, compresi politici che possono o non essere collusi con la mafia, ma possono magari essere attratti da imprenditori tipo Belsito, che era un tesoriere che veniva dalla Calabria ma andava a Genova, per cui non poteva essere del Roma, diciamo, e che invece ha fatto fare molti affari alla Lega, passando dalla 'ndrangheta, finendo a Milano con la destra e con tanti criminali. Ma quindi qui i benefattori sono stati quelli del nord, a cominciare da Bossi. Grazie. E dopo questo grandissimo intervento del commissario Montalbano, proseguo sulla sua linea velocissimamente per dire due cose. Cosa possiamo fare noi? No, ho fatto un intervento bellissimo, poi citare in passato ci voleva, che morisce dell'edilizia tra l'altro, una battaglia contro la cementificazione del suo territorio in nome della bellezza, diceva lui. La bellezza è la cosa che perdiamo quando ci roviniamo il paesaggio, la bellezza, la qualità della vita. Poi diceva, poi una volta costruite i mini appartamenti, le residenze, l'edilizia schifosa, la gente ci va a abitare, mette i fiori sulle finestre, ci vive, per cui non si ricorda neanche più di quanto era bello prima. Viene come se acquistasse un senso, una cosa insensata che è l'edilizia brutta. Proseguo velocissimamente sullo spunto cosa possiamo fare noi. La mafia vende droga, si fa pagare la droga, può chiedere la fattura e mettere fatture e farsi pagare con bonifico? No. Chiede il pizzo, può farsi fare un bonifico? No. Quindi la mafia è uguale il nero. Se non c'è il nero, non c'è la mafia. Quindi se ognuno di noi paga tutte le tasse e rifiuta la mentalità del nero, contribuisce nel suo piccolo a togliere acqua ai pescecani mafiosi. Secondo esempio, il sistema della corruzione. È passata che ormai erano, come dire, dico degli delinquenti, cioè Craxi era lo statista. Se io ho pagato una tangente all'assessore dell'urbanistica e al sindaco per ottenere una variante al piano regolatore che mi arricchisce, e questi non mi fanno la variante, posso andare in tribunale a dire oh, hanno dato $500.000 e non ho fatto la variante? No. Viceversa, io sono il politico che ha fatto la variante, torno riempito di soldi, per una roba che ho comprato a €1 milione, il terreno adesso vale 10 milioni, mi devi dare il mio 3%, mi devi dare il mio 10%. Può andare in tribunale a chiedere di azionare questa pretesa giuridica? No. Allora, ci sono studi, Pier Camillo Davigo, tra tutti, ex PM di Mani Pulite, scientifici, tra l'altro fatti in America, negli Stati Uniti. Il sistema funziona per autoregolazione se è piccolo, cioè se i corruttori e i corrotti sono in 5, perché allora la sanzione se la possono dare tra di loro, diciamo così. Appena il sistema di corruzione diventa un po' grosso, ci vuole matematicamente un regolatore esterno. C'è qualcuno in grado di intervenire e dire oh, tu hai pagato la tangente, però ti ha pagato la tangente, gli devi fare la variante, se no ti pulisco io. Questo è il regolatore esterno, non può essere lo Stato. E quindi questo regolatore esterno è la mafia. Quindi se noi rifiutiamo un sistema di favoritismi che è la pretesa, che è la premessa della corruzione, togliamo ancora una volta acqua ai pescecani mafiosi. Mi piacerebbe tantissimo, questo è tardi, mi piacerebbe tantissimo dare la parola a Gomez per un argomento che potrebbe durare fino a domani all'alba, perché Peter Gomez è il massimo dell'utrologo di assolutamente perdito. Però voglio dire, ognuno. Passiamo alle domande, anche perché vedo un amico leghista che ha creduto nella Lega in buona fede e che era disperato dopo che si era visto
che quelli della Roma ladrona sono finiti in mano ai ladroni del nord. Vedo gente che ha creduto, parenti anche, che hanno creduto in buona fede assolutamente che Berlusconi fosse una ventata modernizzatrice, liberista, eccetera. C'è gente del PD perfino, una specie esotica, però c'è gente di sinistra, eccetera, che non so, ha creduto nelle battaglie legalitarie del vecchio PC, la questione morale di Berlinguer, eccetera, e adesso si trova al governo con Alfano. Oppure adesso, senza offendere Alfano, e che adesso si trova in Sicilia uno dei leader del PD, Vladimiro Pisapulli, c'è il loro libro, che incontrava il boss mafioso di Caltanissetta, è stato un video registrato, questo non è reato incontrare col mafioso, ma mica bisogna farlo per forza parlamentare o consigliere regionale, perché c'è un abbinamento tra la galera e farlo presidente del consiglio, no? Cioè ci può essere abbinamento, può essere che uno ha fatto reato, però incontravi il boss mafioso parlando di affari, non ti voto, no? Quello lì è rimasto ancora in carica, resta ancora decisivo, eccetera. Quindi siamo un paese disperato. Detto questo, che la notizia di fondo varia per quasi tutta diciamo, qualsiasi notizia leggera, normalmente non è sempre il discorso, purtroppo siamo italiani, e mi piacerebbe molto sentire tante domande, vi prego solo domande brevi, così ne facciamo di più. Volevo chiedere se il filo Andreotti, Lima, Corleonesi, quel voto lì è stato sostituito da Berlusconi, Dell'Utri, Mangano. Per lungo tempo sì, ma non perché allora c'è un dato che è oggettivo e incontestabile, indipendente dal ruolo di Berlusconi. Nel 94, a partire dal 94, non servivano i pentiti per rendersene conto che ce l'hanno raccontato le intercettazioni telefoniche. Cosa Nostra, che è anche tradizionalmente anticomunista e antisinistra, vota Forza Italia, PDL. E lo vedi stando a Palermo, io quegli anni andavo, te ne accorgevi, non so, a Capaci, nella casa del fratello del capomafia, viene esposta, sono i segnali che contano quando conosci il territorio, la bandiera di Forza Italia, a capo del club di Forza Italia di Missimperi viene un tizio che metteva, e poi si scoprirà, metteva le bombe per le stragi del 1993. Il palazzo dove, l'albergo dove si fa la prima grande convention di Forza Italia nel 94 è un palazzo, è un albergo dei Graviano, post-Graviano, tenuti da un prestanome che si chiama Ienna, che adesso è fuori, che ho incontrato, e che ha scritto un film, una sceneggiatura sulla sua vita, che non ha mandato. Il libro se lo... Ovviamente prima ha confessato, adesso che fuori dice di essere innocente, un mistero comunque. Allora, c'è poco da fare. Quel voto sicuramente nel 94 c'è stato e anche in elezioni successive. Occhio però, Berlusconi non vinceva le elezioni perché la mafia votava per lui. Non è così. Berlusconi aveva anche il voto della mafia e qualche parlamentare finché può darsi che abbia vinto grazie a quel voto decisivo perché Cosa Nostra spostava quei 10-15 mila voti nel suo collegio. Ma se non era 61-0 in quelle famose elezioni in Sicilia, finiva a 50-11, voglio dire. Bisogna capirle bene le cose. Dire che Berlusconi ha vinto le elezioni nel 94 e negli anni successivi perché aveva Cosa Nostra al suo fianco è falso. Aveva anche Cosa Nostra al suo fianco, come aveva i imprenditori, gli operai, come aveva un sacco di altra gente. Perché se no non capiamo più niente in questo paese. Cioè, bisogna stare attenti su queste cose. Cosa avviene in sintesi? Quindi finisci un dell'utrologo. Finisci un dell'utrologo perché? Perché io io lavoravo al giornale di Montanello. Vi racconto come nasce la mia presunta dell'utrologia.
A un certo punto alla redazione di Roma mi chiedono di andare a intervistare un signore che si chiamava Filippo Alberto Rapisarda, un signore siciliano, che era ritornato dopo anni e anni di latitanza, era stato ospite tra l'altro in Venezuela del Caruana Contreras, i più grandi trafficanti di droga del mondo, amico di tutti i boss mafiosi, era stato proprietario di uno dei più grandi gruppi immobiliari italiani, poi aveva fatto crack, se n'era andato, aveva stato in giro per il mondo a frequentare queste sue amicizie, torna, vince i suoi processi, la redazione di Roma mi chiede vallo a intervistare. Io vado da questo signore, avevo 25 anni, 26, entro in questa casa nel centro di Milano, una casa del 500, bellissima, mi ricordo, entro in questo salone che sarà stata grande come questa sala, soffitto completamente affrescato, cassettoni, un tavolo da riunioni lunghissimo, questo signore tutto elegante seduto in fondo, io mi avvicino e comincio a parlare con lui, non parlava come Lirio quando fa l'imitazione di Montalbano, lui italiano non lo sapeva, proprio non lo sapeva parlare. Sì, sul biglietto all'estero c'era scritto dottore, ma in realtà era dottore, come sono dottore io, che non sono laureato. Cominciamo a parlare, io trovo questo signore stranissimo, mi dice no, stava insieme a questo, il suo avvocato era sua moglie, la moglie avvocato, oltretutto prima di essere sposato con lui era stato sposato con un tizio che era stato condannato per omicidio. A un certo punto, finito questo colloquio, lui mi dice: senta, ma lei conosce il dottor Bellucci? Faccio no, io sapevo che c'era una roba che si chiamava Publitalia, eravamo nel 1987, io lavoravo al giornale, in realtà la richiesta arrivava attraverso la direzione di Roma, sostanzialmente dall'editore da Berlusconi. Faccio no. Allora eravamo in questa stanza, Rapisarda comincia a urlare, Marcellino, Marcellino, una stanza, una porticina nel fondo, si apre questa porta, arriva Bellucci, versione 1987. Allora capelli bianchi, blazer blu, mi stringe la mano, mi guarda e mi dice: dottor Gomez, io la dico sempre, lei scrive molto bene, ma sa, l'importante non è solo come si scrive, ma soprattutto cosa si scrive. Era un periodo in cui in televisione c'era la piovra. Io ho avuto per un attimo questa sensazione di essere di fronte a una roba anche perché questo Rapisarda poi mi parlava: guardi, facciamo un giornale, io tiro fuori 10 miliardi, comincio a chiedere ai colleghi, i colleghi mi dicono: ma sì, lui faceva le conferenze stampa Rapisarda, perché Bellucci e Rapisarda erano amici, lavoravano insieme, quando arrivavano i giornalisti lui lasciava le mazzette di soldi sul tavolo, cioè si andava negli anni 70 quando aveva l'immobiliare, lui annunziava le sue iniziative immobiliari, lui aveva sponsorizzato anche una macchina di Formula 1, quella di Carlos Roy, non mi ricordo più che macchina avesse, che era il gruppo INI, faceva la conferenza stampa lasciando i soldi così. A me a Natale mi chiamano, abbiamo pensato un regalo per lei, e mi danno in mano uno scatolino, e Rapisarda. Io non so perché ho un stesso senso, gli dico, io i regali li apro sotto l'albero e me lo porto via, arrivo in redazione, lo apro e c'è dentro un Rolex nuovo. Con la mia allora fidanzatina andiamo di notte in via Monte Napoleone a vedere quanto costava. Costava 12 milioni di lire. Io guadagnavo 1.180.000 lire. Allora questo Rolex, cosa ne faccio? Ne parlo con Montanelli, eccetera. Facciamo una letterina molto educata, un regalo troppo importante, eccetera, ma questi si incazzano come dici. Detto questo, allora io comincio a incuriosirmi su questa gente, perché non riuscivo a capire dove diavolo ero finito. E incomincio a raccogliere materiale. A un certo punto trovo un verbale di Rapisarda di fronte ai magistrati, reso pochi mesi prima del momento in cui io l'avevo incontrato con Bellucci, in cui lui racconta, primi del 1987,
che Dell'Utri era andato a lavorare con lui perché ecco, raccomandato del posto, del volontario, eccetera, che un giorno incontrando Bontade in piazza del Castello, Bontade e suo cugino Lumo Teresi gli avevano detto: senti, Berlusconi ci ha chiesto 20 miliardi per entrare in affari con lui nelle televisioni, secondo te è un buon affare? Questo verbale in realtà l'avevo trovato per caso, perché rimane un giudice che poi si scoprirà essere stato corrotto proprio da Razzani. Io mi ricordo che trovo questo verbale e dico: ma io ho visto Dell'Utri e Rapisarda insieme solo 5 mesi dopo, e dico, come Lirio andasse il magistrato e dice io trafficavo droga, non è che dopo 5 mesi siamo amici o roba del... Dico, è strana questa storia. E mi ricordo che all'inizio, oltretutto, di questa roba ne parlai con un ultimo. Ultimo stava a Milano e si occupava della Roma Connection. E lui mi diceva: no, Peter, non capisci niente, la mafia è un'altra cosa. Poi scoppia le bombe, le strage di Capaci, eccetera. Arrivano un po' di pentiti che cominciano a parlare di questa gente, infatti arriva una telefonata e mi dice: ma tu cosa mi raccontavi di questa storia? Allora io incomincio a raccogliere queste cose e soprattutto parlo con molta gente che aveva lavorato con me. A un certo punto, tra le cose straordinarie che si trovano, cioè al di là di quello che avete letto, i pentiti, le intercettazioni telefoniche, eccetera, ci sono i documenti. E ci sono i documenti che quando uno fa il giornalista rimangono in mente. A Dell'Utri vengono sequestrate le agenti durante un'inchiesta per frode fiscale. E gente dove la sua segretaria segnava tutti i suoi appuntamenti. E allora tu cominciavi a guardare questa gente e rimanevi a bocca aperta. Ogni 3 pagine trovavi uno che o era mafioso o era parente di un mafioso. E a un certo punto, nel novembre la data novembre 1993, trovi un appuntamento, una voce che dice: Vittorio Mangano era a Milano per incontrarla per parlare del problema personale. Ritornerà a fine novembre, lo trovi segnato 2 volte. Allora incominci a chiederti: ma questo era quello famoso che avevano a casa nel 74, che si è fatto 12 anni di carcere? Siamo nel novembre del 93, la mafia ha appena ammazzato Falcone Borsellino, sta mettendo le bombe in giro per l'Italia. Ma com'è che questo ha ancora rapporti con lui? Ovviamente questa non è una prova. Sono quelle cose che ti colpiscono quando trovi una caserma dei carabinieri ad Arcore, un appunto dei carabinieri del 74 che non ha nessun valore di prova, che i carabinieri scrivono quando fanno un'indagine sul tentativo di sequestro di un ospite che era a casa di Berlusconi una sera, un signore che si chiamava D'Angelo, un principe, un sedicente principe. E allora a un certo punto io trovo questo documento dei carabinieri del 74 che dicono: stazione dei carabinieri in un paese sa tutto di tutto. Magari non hanno le prove, i carabinieri qua non ci sono più, ma su di voi che state alla Zise sanno quello che il bravo carabiniere deve sapere, non riescono a provare tutto, ma hanno il vero controllo del territorio. E nel 74 questi scrivevano che Mangano era stato fatto venire ad Arcore da Marcello Dell'Utri, che era a conoscenza del suo poco corretto passato. Cioè l'aveva chiamato sapendo cosa aveva fatto prima. E cosa aveva fatto prima? Non credete alla balla che avete sentito in televisione, per noi era una bravissima persona, eccetera, e quant'altro. Lui era già stato in galera diverse volte, aveva avuto procedimenti per truffa, estorsione, assegni a vuoto. Era uno che entrava e usciva dalle galere. Arriva ad Arcore nel 74 perché come mi ha raccontato Montanelli, che ha fatto tempo a vederlo, a un certo punto Montanelli va ad Arcore e vede un signore che non sapeva essere Mangano e chiede a Berlusconi,
diavolo fosse, e lui gli dice no, quello è quello che mi protegge dai sequestri di persona. Cosa succedeva? Succedeva che nei primi anni 70 a Milano c'erano decine e decine di sequestri di persona. Si poteva fare tanti modi, c'era chi prendeva le guardie del corpo e quant'altro. Berlusconi, tramite dell'Utri, si accorda direttamente con cosa? Punto. Si porta a casa un o uno importante che lo garantisce. Il problema è che poi i mafiosi sono un po' stronzi, e allora mentre Mangano stava a casa, la casa spariva qualche quadro, un po' di argenteria, quello sì, dato che quello gli sequestrano un ospite. Ma perché lo fanno? Lo fanno perché in realtà Mangano dopo faceva una figura più bella, perché dopo interveniva per risolvere la questione, perché la tecnica poi è sempre quella, il rapporto era talmente buono tra Berlusconi e Mangano che, come racconterà Vittorio Mangano in persona, ma confermato anche da Berlusconi, a cena lui in teoria faceva il fattore, non faceva lo stagliere, guadagnava 1 milione di lire al mese nel 74, una 127 costava, 174 costava 700, non arrivava al milione ma 127, quindi diciamo una 127 sarà come una 1, diciamo facciamo uno stipendio da 8-10 mila euro, no, un bello stipendio, non da stagliere. E a cena loro cenavano con la famiglia Berlusconi, a tavola, serviti. Accadeva che avessero ospiti, la cena del sequestro del principe d'Algerio, Mangano e a cena, insieme al maestro d'inglese con cui ho parlato prima che morisse. Io avevo un maestro d'inglese, Berlusconi, che non è mai riuscito a insegnarmi l'inglese, anche perché Berlusconi pretendeva di imparare l'inglese, mi raccontava, nel tragitto in macchina dai suoi uffici in Foro Bonoparsi al centro di Milano ad Arcore, perché anche essere lenti ci mette 35 minuti, capisci che era un po' dura. E alla sera mi raccontava questo simpatico maestro inglese che purtroppo è morto di tubercolosi dopo un viaggio in India. Berlusconi, l'autista e Mangano andavano cioè Berlusconi non aveva 40 anni, pensava che era un ragazzo, cioè, quindi non pensava che era una cosa. Andavano in villa con le pistole e i fucili e si esercitavano tutti e tre al tiro contro gli alberi e roba del genere. Mangano cenava con loro. La sera del sequestro d'Algerio, Mangano è a tavola con loro e con la moglie. E quando nasce la prima figlia di Vittorio Mangano, viene chiamata Marina in onore di Marina Berlusconi, perché lui li portava a scuola, cioè il rapporto era un rapporto familiare ottimo, buonissimo, anche perché io Vittorio non l'ho mai conosciuto, ho conosciuto la moglie e ho conosciuto le figlie, non le vedo da anni, delle ragazze tra l'altro bellissime, e erano delle persone chiaramente di mafia, importante famiglia di Cosa Nostra, però delle persone assolutamente piacevoli, cioè delle persone con cui educate, le figlie non si erano laureate, ma però insomma, c'erano arrivate quasi vicino, poi una ha sposato un latitante, l'altra ha avuto queste storie, diciamo, quando chi nasce tondo non muore quadrato, dicono, dalle parti di Livio. Allora, a questo rapporto loro se lo sono portati avanti, a un certo punto però addirittura Mangano cosa fa? È un po' incazzato, fa mettere una bomba nella casa di Milano in via Romani di Berlusconi. La polizia fa un'indagine, però non viene a capo di niente perché nessuno dice, la casa è intestata a una società che ha un prestanome che si chiama Walter Donati, che ancora credo vivo, ha 200 anni, 96 anni, cioè uno dei tanti prestanome di Berlusconi. Quando la polizia va lì a chiedere scusate ma hanno messo una bomba, com'è? Quello non gli dice che la casa era di Berlusconi, cioè tanto per essere chiari. Quella era la casa tra l'altro dove, questo non c'entra, Urbano Cairo, l'attuale proprietario della Sette, è stato, come sapete, il segretario personale di Berlusconi dopo dell'ultimo. E una delle funzioni che aveva Urbano Cairo era di fare lo chaperone di Veronica Berlusconi, era ancora sposato,
la prima moglie, ma aveva già la storia con Veronica, e Veronica la teneva a un certo punto negli anni successivi via Rodani, e Urbano doveva stare a portare in giro Veronica. Infatti scoppiarono poi dei deliri, perché quando ci fu, questo è un aneddoto del giornale, quando quando Veronica ebbe Marina, come si chiama la prima? Barbara, e partorì, Montanelli mandò un telegramma di auguri a Berlusconi, e il problema è che lo mandò a Arcore, dove stava ancora la prima moglie, e se ne accorsero, e lui dovette chiamare l'allora ministro delle poste, che non so chi fosse, per bloccare, rintracciare questo telegramma, che correva il rischio di provocare un disastro straordinario. La troviamo ad Arcore, via Urbani esplode questa bomba, e che sia stato Vittorio Mango a metterla dopo che se n'era andato da Arcore in seguito al fatto che cominciava a diventare un gruppo grande. Persino i giornali locali dicevano, c'era un giornale locale che diceva c'è un mafioso ad Arcore, e quindi diventava un po' no, lui viene blindato, lui viene arrestato e poi torna lì, lo riprendono. A un certo punto comunque se ne va a vivere all'hotel Duca di York, però si vede che batte cassa, non si sa, c'è una bomba che esplode in via Rodani, arriva una lettera di minacce firmata con una X. Come lo vogliamo sapere noi tutto questo? Non dalle indagini della polizia, ma perché 10 anni dopo, nel 1986, in via Romani esplode un'altra bomba. E solo che Dell'Utri ha i telefoni sotto controllo per un altro tipo di indagine. Questa dovete cercarla su internet, è una telefonata straordinaria, spassosa, in cui da un capo del filo c'è Dell'Utri, dall'altra ci sono Berlusconi, Confalonieri e Veronica, che si passano il telefono. Allora, Berlusconi si convince, perché glielo dicono i carabinieri, che Mangano sia uscito di prigione. E allora telefona a Dell'Utri e gli dice: Marcello, è stato Vittorio Mangano. E lui: non mi dire, come lo sai? Per il rispetto che si deve all'intelligenza. I carabinieri mi hanno detto che è fuori. Non lo sapevo. Comunque non mi ha fatto un danno da niente. È una bomba gentile, messa quasi con rispetto. Mi avrà fatto un danno da 300.000 lire. Ma io no. Io gliel'ho anche detto ai carabinieri che se quello mi chiedeva 30 milioni io glieli davo. Loro hanno detto che lo arrestavano. No, io non vorrei, dice Berlusconi, che per questa cosa qui, ma è interessante che lo dica a Dell'Utri, adesso loro facessero un atto di limitazione della libertà personale a lui. Capite cosa vuol dire ricordo sofisticato? Perché lo dice a Dell'Utri? Guarda che io sono stato costretto a dire ai carabinieri che Mangano, che potrebbe essere Mangano, però io te lo dico perché non vorrei che adesso qualcuno lo va a prendere. Passa al telefono a Confalonieri, Confalonieri dice sì, ma Vittorio ha 20 anni che fa queste cose, ti ricordi quando mise l'altra bomba, ci mandò la lettera con la X? Mancano in realtà, non c'entrava assolutamente niente, quello sarebbe uscito dopo 3 anni. E come lo sa Dell'Utri telefona in Sicilia a chi? Al suo migliore amico. Il suo migliore amico si chiama Tanino Cinà, è proprietario di una lavanderia dove io sono stato minuscola, che una minuscola lei sia, però è un boss. Lui è addirittura parente di Stefano Montade e Mimmo Teresi, i grandi capi della mafia, perché lui ha sposato una citarda, un'altra figlia di mafiosi, e le altre citarde hanno sposato i Teresi e Montade, e quindi era tutto questo gruppo. E quando è morto Teresi e Montade, tutto il suo gruppo, la famiglia della Malaspina. La famiglia di Malaspina è diventata la famiglia più cara a Bernardo Provenzano. Ma sono coincidenze. E a quel punto, in questa telefonata, Dell'Utri cosa fa? Telefona a Tanino e richiama Berlusconi e dice: no, guarda,
non è stato Vittorio, mi sono informato, non è lui. Bisogna capirla questa cosa, non c'è da stare tranquilli o no. Tanino viene su, Tanino è il boss sostanzialmente, ed è il rapporto che Dell'Utri continua a tenere, il rapporto più diretto che Dell'Utri ha con Cosa Nostra e direttamente con i Corleonesi, con Provenzano e attraverso Provenzano con Totorina, ed è anche l'uomo, questo ce lo racconteranno i pentiti, attraverso cui Berlusconi ogni anno fa passare i soldi che versa la mafia. Ogni anno versa 200 milioni di lire e non è che ce l'hanno raccontato i pentiti, c'è anche un documento. A un certo punto viene sequestrato il libro mastro delle tangenti della famiglia mafiosa di San Lorenzo e ci trova una scritta stranissima, Canale 5, 1995, regalo. Cosa vuol dire? Vuol dire che Rina riceveva i soldi e distribuiva tra le varie famiglie, e le famiglie, una di queste famiglie mafiose, proprio come hanno raccontato i pentiti, nel loro libro massimo della contabilità hanno scritto che nel Natale del 1990 sono arrivati 5 milioni di quei 200 che erano stati dati loro da Rina, che Rina distribuiva tutti gli anni non a titolo di pizzo, a titolo di regalo di Berlusconi. E questo viene considerato provato dalla Cassazione fino al 1992. Questa è la storia di un rapporto, poi ci sono molti misteri, ma di un rapporto che non ha nulla di straordinario, perché tutte le più grandi imprese italiane hanno avuto rapporti con Cosa Nostra, si sono messe a posto. La differenza è che Berlusconi certamente un posto di Cosa Nostra sono andato in casa ed era Vittorio Mangano, e quando viene considerato un eroe, era una persona attraverso cui avevi un rapporto diretto. L'esperienza però insegna che quando tu la mafia te la metti, non te la scrolli di dosso, perché loro poi se ne passano, questi rapporti se li passano di padre in figlio, da zio a nipote. Questa è la forza dell'organizzazizione criminale, avere una memoria che va al di là della memoria dei singoli componenti, diventa un patrimonio. A un certo punto Rina, con la bomba dell'86, una bomba che gli mette Rina, perché dato che Mangano era dentro, dato che anche i Pullarà, che era l'altra famiglia che stava a Milano, che aveva questo rapporto, considerava il rapporto con Berlusconi esclusivo, Rina dice, no, io quella società me la voglio mettere nelle mani, come faccio? Gli metto una bomba, così Dell'Utri si informa, chiede in giro chi è stato, viene, trattiamo e stipuliamo un nuovo accordo, e da lì l'accordo con il Corleonesi di Rina, che presumibilmente il tribunale anche in secondo grado, con la conferma del secondo grado della condanna Dell'Utri, ha considerato approvato, perché il motivo per cui la Corte di Cassazione prima volta aveva rimandato indietro il processo era proprio: hai dimostrato i rapporti, diciamo, con la vecchia mafia, ma non con la grossa, con la nuova mafia, quindi a questo punto va considerato approvato. Per la chiarezza espositiva, chi avesse voglia di leggere, cioè, ormai ci sono una sentenza di primo grado, 2 sentenze d'appello, ma c'è perfino la Cassazione, sono chiarissime. Luca. Un'osservazione, Andreotti, appunto, che è morto pochi giorni fa, quotidiano L'Avvenire, pace l'anima sua, gli ha dedicato un titolo, la prima pagina, che mi ha poi inquietato: Ora è solo luce. Il titolo Ora è solo luce, un titolo commovente, vabbè, moriamo, siamo polvere, lui è luce. Questo vabbè, sull'informazione su cui dovremmo riflettere. Però non è rimasta la luce. No, l'osservazione. No, poi volevo fare una. Paolo giustamente ci ha chiesto cosa possiamo fare noi. Appunto, lui ci ha già dato molti spunti, noi possiamo appunto informarci, indignarci, cercare di sottrarci alla mentalità mafiosa che purtroppo è appunto anche il favore, l'amicizia, tante cose, che non è solo la mafia che uccide, si comincia dalle piccole cose. Ecco, però un'altra cosa importante è rifiutare di venderci per il denaro, perché il problema è che mafia uguale denaro, cioè mettere denaro come idolo
e quindi per il denaro li svendo, eccetera, eccetera. Cosa possiamo fare per uscire appunto anche da questa crisi? Cominciare appunto come cittadini a pretendere ad avere tanto più controllo sull'operato dei consigli comunali, partecipare, entrare nelle istituzioni e anche appunto quando c'è una grande opera cominciare a dire dove c'è una grande opera c'è tanto giro di denaro, ci sono tangenti e lì sicuramente arriverà la mafia. Quindi pretendere dalla politica una politica di piccole opere, di messa in sicurezza del territorio, piccole opere, ristrutturare le scuole, gli edifici pubblici, non fare da TAV, come giustamente dicevi tu, è un fiume di denaro pubblico per fare un buco di 50 km che non serve a niente. Con gli stessi soldi della TAV possiamo mettere a posto migliaia di edifici pubblici, di scuole, per evitare che ci trovino sulla testa. Questa è la politica dal basso. Intanto grazie per averci fatto capire che la mafia si batte con l'informazione, con l'esempio morale, non certo con la forza e con le nuove leggi. E una domanda però, voi ci avete fatto vedere la mafia come una multinazionale che opera a livello internazionale, ovviamente come le grandi aziende, supportate magari da Ernst Young o Anderson Consulting, eccetera, eccetera. Potete darci un quadro abbastanza breve per farci capire se la mafia è soltanto un fenomeno nostro oppure è già radicata nei paesi soprattutto dell'Unione Europea? Beh, innanzitutto una frase di Tommaso Buscetta che mi rimane impressa, che abbiamo usato io e Lirio nella sua ultima intervista, nell'ultima scusate, certo, Buscetta nella sua ultima intervista dice: la mafia che io ho conosciuto non tornerà più. Ovviamente tutti, anche lui sostiene che non abbiamo solite puttanate, che dicono i mafiosi, insomma, che la sua era buona, eccetera, però come noi che diciamo ai ragazzi ai tempi nostri, sì, che ci sapevamo divertire, la solita storia generazionale, no? La mafia che io ho conosciuto non tornerà più. Di Cosa Nostra faranno parte uomini con grandi uffici, centinaia di impiegati. Sotto sotto anche loro agiranno come Cosa Nostra, saranno molto rispettati e riveriti. Questa è una cosa molto giusta. Detto questo, sull'Europa, in Germania c'è una sottovalutazione totale del fenomeno, soprattutto per quanto riguarda la 'ndrangheta. Da quello che so, i tedeschi non sono ancora riusciti a darsi le leggi che si sarebbero dovute dare per combattere, per esempio, con reato associazione, non hanno il reato di associazione mafiosa, e questo crea un grosso problema. Se ne accorgono e se ne stanno accorgendo quando ci sono le stragi come a Duisburg. C'è una forza presente in Inghilterra, una forza presente in Canada, negli Stati Uniti li hanno abbastanza massacrati. La cosa interessante, qua Livio ne sa più di me, è che Cosa Nostra dal punto di vista militare è ritirata. Dal punto di vista militare Cosa Nostra vale abbastanza poco, diciamo. Rimane secondo me molto forte in quello che dice Buscetta. C'è stata una vera trasformazione di Cosa Nostra in questi anni. Ci sono società che si muovono sul mercato secondo tecniche mafiose e spessissimo fanno capo a siciliani con familiari, e questo è l'indice, che hanno avuto problemi con la giustizia rispetto alla mafia. Per la 'ndrangheta la questione è molto diversa, è fortissima sia dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista militare, ma anche perché mentre se si calcola che a Palermo nel periodo di maggiore espansione i mafiosi fossero stati 5.000 se non sbaglio, o forse anche di meno, è impressionante la quantità degli 'ndranghetisti che sono presenti in Calabria. Ci sono paesi in cui il 70% delle famiglie hanno un 'ndranghetista in famiglia. La diffusione anche numerica degli 'ndranghetisti è elevatissima. Da questo punto di vista forse il video però ne sa più.
Beh, il pericolo principale adesso probabilmente lo andrà, nel senso, quando si parla di famiglia mafiosa per Cosa Nostra si intende anche una famiglia intesa come vincolo di sangue, però Tommaso Buscetta non era parente del suo capo Stefano Montagna, no? Pure parliamo lo stesso mandamento. Per famiglia di mafia di 'ndrangheta invece si intende proprio un vincolo mafioso che è principalmente strutturato sulla famiglia di sangue, il che significa in pratica avere zero o pochissimi pentiti, perché se io per pentirmi devo accusare la mamma, la sorella, i fratelli, cioè mandare in galera un fratello o il papà è molto più difficile. Lo vedete benissimo nella indagine, nei processi sulla mafia di Rosarno, clan Pesce del Loco. Ci sono state alcune donne che hanno detto basta, io non voglio che mio figlio cresca mafioso. Quindi si pentono, collaborano, sono o testimoni di giustizia o proprio pentite, collaboratrici di giustizia, e ci sono stati casi di suicidio forzato usando come armi per indurre al suicidio i figli e suicidio commesso con l'acido muriatico, 1 litro di acido muriatico che ha distrutto la lingua. Tra l'altro io non ci credo allo suicidio. Oppure altra cosa quasi inesplorata sono i rapporti alla pari che hanno instaurato le grandi famiglie di 'ndrangheta con i grandi cartelli sudamericani della cocaina, con casi di boss mafioso calabrese che si trapianta, va a vivere in Colombia, in Venezuela, diventa boss locale e organizza da là il grande traffico internazionale di cocaina. Scambi di comparaggi, no? Cioè, io faccio da testimone di nozze al mafioso sudamericano, il figlio del mafioso, cioè una cosa veramente... Mi succede in Colombia, cioè non tanto perché tu metti radici, per me la Draghi ha messo radici in Colombia, ma per il fatto che queste partite, grosse partite di cocaina partono dalla Colombia in tanti modi e arrivano nel porto di Gioia Tauro, e questo carico quando parte non è già pagato, viene pagato poi quando arriva a destinazione. Il boss che è in Colombia è a garanzia del traffico, cioè del pagamento. Se questo non avviene ci tagliano la testa. Dicono che tardi, perché io non ho problema ad andare avanti oggi. Facciamo l'ultima domanda, una signora. Forse un altro. Scusi, poi abbiamo l'ultima domanda. Breve le risposte. Sì, sono Mario di Garda e volevo portare il discorso sui nostri paesi per un attimo, sulle infiltrazioni possibili tramite i politici. Noi quando assistiamo nei nostri paesi qui sul lago ad appalti, naturalmente, subappalti e assegnazioni, quando per esempio in vari paesi, in vari comuni o nella zona da 7-10 anni sono sempre quelle 2 o 3 ditte che prendono sempre costantemente. Tra l'altro mi meraviglia perché altre imprese ancora non hanno neanche la forza di protestare, per dire. E poi anche segnalate queste situazioni è sempre che tutto rimanga sempre fermo e chissà quando si cercherà di provvedere a fare questi provvedimenti. Ecco, le grandi imprese della nostra zona ci incombe sulla testa il famoso Motor City di Vigasio che chissà non è che prima parte e dopo arriva la malavita. Penso che è già programmato probabilmente dalla malavita e da quelli che hanno votato a favore, quindi i politici di questo complesso. Ecco, in piccolo e in grande queste le nostre situazioni. Grazie.
sua domanda è un po' anomala, però io mi chiedo, oggi siamo in una parrocchia e questo mi fa molto piacere, perché penso che il cristiano, la parrocchia, eccetera, e i suoi rappresentanti siano non solo rappresentanti di un valore etico religioso, ma anche di un valore etico civile, prima di tutto. Allora io dico, ma la Chiesa giù, cosa fa? A parte quei 2 o 3 preti che conosciamo e che abbiamo usato, che sono morti per la camorra e per la mafia, pochissimi noi li conosciamo, che sono sui giornali, ma in realtà lo che chiedo, ma la Chiesa, non parlo del singolo, perché il singolo da solo riesce a fare ben poco, ma l'istituzione, qualcuno si è fatto carico, o la paura è talmente alta che anche di fronte a valori religiosi cristiani, come dovrebbero essere i nostri, c'è il silenzio assoluto. Grazie per questa domanda, qua capire proprio qui va da Don Puglisi a Padre Marcinkus, diciamo. Sarò molto breve, ma spero di essere efficace. Signora, purtroppo i mafiosi uccidono o squagliano i bambini nell'acido e poi si fanno il segno della croce o si vanno a confessare, e questo accade da secoli e i preti li assolvono. Ora i preti purtroppo per paura o per complicità, non si sa bene per quale, non tutti hanno avuto e hanno in Calabria e in Sicilia un ruolo di complicità con la mafia. Quando questo è venuto meno, sono stati uccisi. Padre Puglisi è un esempio. Diana, non Diana, è un'altra. Tutte e due hanno 2 storie importanti, perché quelli sono eroi. Quelli sono eroi, perché quelli andavano a tirare fuori i bambini dalla strada per sfuggire e cercare di portarli a sé e strapparli dalle grinfie della mafia. E lo facevano perché era il loro verbo e sono stati uccisi. Quelli sono eroi. Ora, ma per dire che Padre Puglisi è stato ucciso dalla mafia, ci sono voluti 20 anni per dire che Don Diana è stato ucciso dalla camorra. Ancora non c'è. Ora, se non lo fanno nemmeno chi va, io non lo sapevo che era una parola, però no, visto prima mi ha presentato Paolo, prima perché sei infiltrato, abbiamo parlato della chiesa, no, però per dirvi, perché poi ad esempio gli affiliati dell''ndrangheta purtroppo lo fanno in un santuario a Porsi e chi fa poi tutti i sacramenti sono dei preti. Parole povere, purtroppo la Chiesa non ha mai avuto tanto coraggio per dire di no. E quando c'è stato, e adesso a me vengono i brividi, venga a vedere, quando il Papa è andato giù e ha fatto nella Valle dei Templi quell'inventiva contro i mafiosi, l'ha fatto perché gli è venuto a lui di sua sponte, dopo aver ricevuto poco prima i genitori del giudice Livatino, che erano 2 anziani che avevano soltanto questo ragazzo che è stato ammazzato come un cane nelle strade dell'Agrigentino, e sono stati ricevuti dal Papa, questo Papa che non conosceva la storia, che lì ha preso da questi 2 genitori fuori dal cerimoniale, fuori da quello che al Vaticano gli aveva scritto che doveva dire, ha fatto questa inventiva, ma perché lui con la sua testa, perché veniva fuori da un contesto, veniva dalla Polonia, veniva da fuori da tutta una serie di sistemi che adesso non vi sto qui a raccontare, e ha fatto quell'inventiva. Ma quell'inventiva ha creato tanti problemi ai mafiosi, perché il Padre Puglisi era ammazzato dopo. E allora purtroppo questa cosa, mafia e chiesa, è difficile ancora da sciogliere. E penso che, vedete, queste cose, in mezzanotte siete ancora qui e vi ringrazio perché non mi è successo una cosa del genere in una chiesa.
violenza proprio in chiesa. Significa che c'è uno spirito che ci può guidare, che può guidare la Chiesa verso luoghi nuovi, percorsi diversi rispetto alla mafia. In Sicilia una cosa del genere Dai, pensa da Luigi, certo, no, ci sono. Sì, però vabbè, ci sono tanti bravi preti che fanno ordinari, quello non è vero. Però io penso che la Chiesa è fatta di uomini, i preti sono uomini e spesso sono italiani, cioè, è molto semplice. Cioè, anche perché dopo quel memorabile discorso alla Valle dei Templi, che ancora fa accapponare la pelle di Giovanni Paolo II, prima ancora di uccidere Don Pino Pugliesi, che è stato fatto beato, credo, santo, credo addirittura. Beato, è stato beato, poi ancora è passato abbastanza tempo. Sì. Cosa Nostra ha preso di mira probabilmente nei suoi attentati dell'estate del 93 una serie di chiese, e è quasi scontato che non sia avvenuto per caso. I mafiosi hanno tentato di far sentire la loro voce alla Chiesa, da una parte allo Stato per trattare con lo Stato, ma dall'altra parte colpendo anche delle chiese piuttosto particolari. Uno si chiamava Giorgio, San Giorgio, come il presidente del Senato all'epoca era, insomma, molte coincidenze, ma era ovunque. San Giorgio del Gabro, San Giovanni come presidente del Senato Giovanni Spadolini, San Giorgio Napolitano, insomma, è stata una cosa abbastanza singolare e raffinata, e ancora adesso ci chiediamo chi abbia suggerito quelle chiese piuttosto che quei musei, piuttosto che altri agli uomini d'onore, perché Rina sicuramente, no, Rina l'ha detto, ma anche quelli che erano fuori, il Graviano e quant'altro, non erano in grado di arrivare a colpire proprio quel tipo di bersagli. Era un dialogo, e all'interno di questo tentativo di dialogo, tant'è vero che un grande magistrato che ha indagato su quelle stragi ha chiamato le stragi del 93 le bombe di quegli anni proprio le bombe del dialogo, perché si dialogava con lo Stato tramite le bombe, e si andò a colpire non a caso le chiese, perché poi attraverso i cappellani delle carceri era possibile fare arrivare dei messaggi allo Stato. Un piccolo aneddoto, perché devo spezzare un'arancia in favore di un vescovo in Sicilia. C'è un vescovo che è arrivato da 2 anni a Mazzara del Parlo. Mazzara del Parlo è in provincia di Trapani. Trapani c'è il più grosso latitante che c'è ancora oggi in circolazione, che si chiama Matteo Messina Denaro, che è ricercato dal 93. E a Castelvetrano, che dipende da Mazzara del Parlo, ci abita la famiglia di Matteo Messina Denaro. Quando è arrivato questo vescovo, che si chiama Mimmo Mogavero, allora Mimmo Mogavero ha fatto una cosa: ha chiamato il parroco di Castelvetrano, ha detto vieni qua, mi chiama il vescovo. Allora tu devi fare, la prima cosa che devi fare, appena si è insediato il vescovo, devi andare a casa dei familiari di Messina Denaro. Dice scusi, come si chiama? Un signore, il vescovo, dice un signore, ma è eccellenza, non lo so. Dice ma non è possibile, cioè, tu devi andare a casa di Messina Denaro, ci bussi, toc, sono il prete di Messina Denaro. Cioè vedi che dico, va bene, il prete va lì a bussare, apre la porta, la mamma di Matteo Messina Denaro dice scusa, lei che vuole? Sono il prete, ma se ne andasse, lo prende a calci nel sedere, lo insegue tutta la strada. Quello è impaurito, il prete se ne va via, chiama subito il vescovo, dice no signore, qua sono andato, mi hai inseguito, che cosa succede? Mi hanno inseguito tutta la strada, mi hanno urlato, bravo, ti riconfermo prete, significa che non siamo amici di Messina Denaro. Sì, sarò bravissima.
No, volevo solamente sapere voi come giornalisti un consiglio che potete dare ai cittadini per distinguere la mala informazione dalla sana e buona informazione, visto che siete giornalisti. La domanda di Mario anche, la domanda di Mario che non è stata risposta. La domanda di Mario, adesso diceva la mafia qui da noi, non è stata risposta. La buona informazione è generalmente l'informazione accurata che si svolge, cioè, la frase che a me piace tenere in mente è che i giornalisti possono o devono avere degli amici e i giornali no. E quindi un buon giornale in teoria o un buon media è quello che applica lo stesso metodo di giudizio per tutti. Detto questo, un buon media sbaglia, perché fare il giornalista è un lavoro e non è vero che tutte le volte si scrive tutto giusto. Si può sbagliare per vari motivi. Si può sbagliare perché non si è fatto bene il proprio lavoro, non si sono verificate tutte le cose, questo è grave. Si può sbagliare perché si era stanchi, si è troppo pochi, succede nei giornali, perché il giornale deve uscire. Si può sbagliare perché ci si è convinti che A più B più C facessero di e non hai tenuto conto che c'è un'altra variabile, un Y in alto, che poteva dirti. Però questi sono tutti errori di buona fede. Se sei un cittadino non leggi, ti arrabbi, però giudicherai quel media, se buono o cattivo, dice finché ha un limite, diciamo, accettabile di questo tipo di errori. Poi c'è un altro tipo di errori, che è dovuto al problema che hanno non tanto i cattivi giornalisti, sono cattivi editori che selezionano cattivi giornalisti. Dato che la maggior parte dei nostri editori in Italia non ha come interesse esclusivamente l'interesse normale, capitalistico, di vendere tante copie del loro giornale, raccogliere tanta pubblicità, fare un sacco di soldi e diventare ricchissimi, generalmente i nostri editori hanno degli altri interessi. Caltagirone costruisce le case, al Corriere della Sera hanno 18 editori diversi che si occupano di qualsiasi cosa, banche, assicurazioni, sanità, si occupano di sanità. Spesso i giornali vengono utilizzati per favorire gli altri affari che sono il loro core business. Sempre quando stavo al giornale a me capitò che ci chiedessero tante volte di intervistare un determinato assessore all'ambiente che non aveva niente da dire nel giornale. Poi scoppia Mani Pulite, Paolo Berlusconi finisce sotto inchiesta, si scopre che ha dato 150 milioni di lire alla Democrazia Cristiana per ottenere il permesso di costruire una grande discarica di rifiuti fuori di Milano, e l'assessore all'ambiente non era uno di quelli che aveva preso i soldi, ma era uno degli assessori che aveva avuto voce in capitolo. Quindi è ovvio che si chiedeva che ci fosse buona stampa rispetto a quel giornale. Ecco, secondo me è un modo per cercare di capire qual è la buona e la cattiva fede del giornalista, perché poi anche i giornali che hanno editori pessimi o che scrivono cose pessime, ci sono degli ottimi e straordinari colleghi. Di solito cosa succede? L'editore cosa fa? L'editore cerca di trovare un direttore che sia in sintonia con lui, o perché ha venduto o perché è in sintonia, perché poi succede. E il direttore poi seleziona ovviamente delle persone in sintonia con lui, o perché vendute o perché in buona fede. Perché dico vendute o buona fede? Perché ci sono anche dei bravissimi giornalisti, grandissimi giornalisti che poi si sono venduti e hanno fatto straordinarie carriere. Però anche all'interno di quei giornali ci sono dei bravissimi giornalisti. Non dimenticatevi che fare il giornalista è un lavoro. C'è molta gente che vorrebbe andarsene da un determinato giornale e invece è costretto a rimanerci perché non trova un altro posto di lavoro e deve mantenere una famiglia come tutti, e quindi cerca di fare onestamente il suo lavoro in un brutto giornale. Domanda sulla infiltrazione della mafia sul lago. L'altra volta abbiamo fatto un incontro su Mafia e Cemento. Secondo me per questa zona turistica, dove una variante al piano regolatore può determinare il passaggio del valore di un metro quadrato di terreno da 20 euro a 500 euro al metro quadro, per il solo fatto che ha ottenuto la variante anche prima di costruire, secondo me è matematico e chiaro
che è quella il grande pericolo. Io per mestiere, come vita, come Lirio, noi ci leggiamo tonnellate di atti giudiziari, come leggerci intercettazioni, un arresto, eccetera. Quindi io vedo, è successo così a Desio Brianza, è successo così a Carate Brianza, è successo così a Desenzano del Garda, è successo così, vedo tutta una fila di comuni in cui succede così. E poi qui vedi gli stessi segnali premonitori che non fanno rumore, perché non c'è l'attentato davanti alla bomba del Salvacinese, anzi per il momento arrivano solo i soldi. Poi, una volta arrivati i soldi, a Desenzano del Garda, cioè a 15 km da qui, improvvisamente bruciano le due discoteche più famose bruciano. Poi, quando arrivano i soldi, arriva anche la violenza. Un altro canale di ingresso, come dicevo prima, è la corruzione. E quindi la mafia che può funzionare come meccanismo regolatore della corruzione. Ma la cosa più semplice da osservare è questa. Lui ricordava prima i sequestri di persone. Chi ha un minimo, un'età un po' superiore ai 40 anni, ricorda la stagione, anni 70, anni 80, in cui il Nord era, qualsiasi imprenditore un po' ricco del Nord, era in preda al terrore dei sequestri di persona. Guardate l'edilizia di quegli anni, ci sono le ville nella zona di San Siro di Milano che sembrano dei bunker in cemento armato. Erano proprio ville difensive fatte per il terrore di subire sequestri di persona. Il presidente dell'Hellas Verona, Garonzi, fu sequestrato e gli cambiò la vita, non si riprese più. No? In quel momento, allora, sequestrare una persona cosa vuol dire? Vuol dire che devi avere delle persone vicinissime a lui che ti dicono le abitudini, a che ora esce, se c'è la guardia del corpo, che macchina usa, dove va, che percorsi fa. Vuol dire che quell'industriale era spiato da una batteria di persone, da una squadra di persone che lo spiavano. E questo succedeva negli anni 70, no? Quindi adesso siamo nel 2000 e improvvisamente sono andati via, sono scomparsi, non hanno più registi, non hanno più complici. Allora, a questo punto cosa ci vorrebbe? Ci vorrebbe una direzione distrettuale antimafia come quella di Palermo, come quella di Milano, attrezzata, bravissima, capace di nascondere le microspie in macchina e sentire i discorsi segreti dei mafiosi, farci di vedere, visto che nessuno si pente. Io dico che però questo purtroppo non c'è. Allora noi cosa possiamo fare? Possiamo fare la battaglia contro quel tipo di affari loschi, sporchi. Io lo dico, il tizio che costruisce la casa per un figlio fa edilizia, il tizio che fa una speculazione edilizia cementandoci una collina per fare 200 mini appartamenti speculativi fa una porcata. Basta. Allora facciamo le battaglie per i buoni affari e questa era forse l'unica difesa che abbiamo. Scusa, la cosa che mi inquieta, io non conosco bene, però mi inquieta in quello che hai detto è questa. Cioè, se ci sono già 3 casi di 3 appalti che sono stati vinti da sempre le stesse imprese, se sono sempre le stesse imprese che vincono, e bisogna anche vedere, siccome sono atti pubblici, con quanto ribasso hanno vinto, se con 0,1 o 0,3, perché se dovesse essere uguale, e se a questi appalti hanno partecipato le stesse imprese per tutti e 3 gli appalti che sono state esclusi, che hanno in qualche modo sono state scartate, io già mi inquieto, perché questo significa che esiste un cartello di imprese, non che vengono scartate, ma esiste un cartello di imprese che sono sempre le stesse, partecipano agli appalti, concordano il ribasso e possono anche concordare, come diceva prima Peter, ma questo già si faceva purtroppo in Sicilia negli anni 70, quali appalti tu ti devi aggiudicare. Tu hai un cartello di imprese, di 6 imprese, siete 6 amici ma ufficialmente concorrenti, e questi 6 decidono quali appalti devono essere presi. Nessuno della politica fa un'opposizione, perché al politico poi tu gli dai un regalino, ma siccome sono atti pubblici che si possono guardare, andiamo a vedere chi sono, ma questo i cittadini lo possono fare con l'informazione locale, eccetera. Vedi chi sono i partecipanti,
con quanto ribasso è stato fatto, poi ti poni un punto interrogativo, ma com'è possibile che per questo appalto ha vinto Tizio, per quell'altro, oppure l'ha vinto lo stesso, sono sempre gli altri che restano scartati? C'è qualche cosa che non va, e questo è anche informazione. Io se fosse stato in Sicilia ci direi è a mafia, però non si può dire. Intanto per fare un po' di circostanziale, comune di Garda, 10 km da qua, appalto per logico, insomma, un appalto dei rifiuti, Brangheta, probabilmente si è saputo esposta, a un certo punto è stata incenerita dall'interdittiva fatta dal prefetto per le corruzioni mafiose di quella impresa, era comune di Garda, comune di Riva del Garda, Casalè per l'appalto per i rifiuti, eccetera, eccetera, clan dei Casalesi, quelli di Gomorra, chiaro? Naturalmente queste cose si sanno dopo, non è c'è scritto in fronte io sono l'amico di Sandokan e Schiavone, no? Questo a distanza di anni si scopre che la raccolta dei rifiuti arriva da Garda in mano ai Casalesi. Non avete gas. L'argomento da toccare e due domande velocissime, una più terra e pratica, che riguarda il discorso del business dell'edilizia nel quale puliscono i soldi. Avete spiegato in maniera cristallina il meccanismo, però a me c'è qualcosa che non torna in questo periodo storico, perché la crisi dell'edilizia compramata è pazzesca. L'invenduto sappiamo che è a livelli clamorosi. Quello che manca a me per chiudere il ragionamento è se la mafia oggi cerca di investire in questo settore qua, come spera di avere un ritorno quando non c'è questo mercato? E quindi devo aspettarmi nei prossimi mesi e anni qualche manovra su larga scala dello Stato, qualcosa che sia finalizzato a far rivitalizzare questo mercato pro qualcuno, oppure sono loro che stanno facendo i calcoli sbagliati? No, mercato immobiliare. C'è la crisi bancaria che quindi sta facendo un dispetto enorme alla mafia perché non mette in giro denaro per le persone che dovrebbero comprare queste cose. Questa è una considerazione, vorrei una risposta. Seconda veloce, Peter Gomez e Abate non hanno mai citato, sarebbe un argomento stupendo da raccontare, lo IOR nel discorso soprattutto legato a Sindona e poi il Calvi e tutto quello che ci sta dietro, quindi il discorso tutto dei soldi. E ultimo, una battuta sulla manipolazione dell'informazione. Se avete notato, il giorno della morte di Andreotti intervistarono prontamente Giulia Bongiorno di fronte alla Camera Ardente, e questa avvocatessa ha avuto il coraggio di dire spudorosamente, come dice Marco, ci piscia in testa e dicono che piove, ha sfidato il giornalista che gli diceva ma come Marco? Si sa che Andreotti è stato iscritto, no? Lei ha detto tranquillamente, non è mai stata nella sentenza, c'è scritto, non è mai stata pronunciata la parola colpevole. E lei si è recavato così, tranquillamente, sfidando l'intelligenza di tutti. Sull'edilizia si sbagliano anche loro. I business grossi adesso sono la grande distribuzione, diciamo le sale da gioco con questa legge assurda per cui stanno aprendo mini casino ovunque. Come grosso, il giro d'affari delle sale da gioco è enorme. La terza cosa, parchi giochi e quant'altro. L'energia elettrica con l'eolico, la più grande sequestro, quanti milioni di euro. Io quello che ti posso dire invece sull'edilizia è qua non ne parla nessuno, ma quando tutti si dicono perché le nostre banche non prestano soldi, nessuno ha il coraggio di dire perché le nostre banche hanno in carico gli immobili
al valore di 4 o 5 anni fa. Immobili che vengono tenuti in carico a quel valore nei loro bilanci, se fossero portati ai loro prezzi di carico, non dico che metà delle banche italiane fallirebbero, ma ci sarebbero vicine. Il motivo per cui loro tengono liquidità e comprano titoli di Stato con quella liquidità che direttano il 4 o 5% piuttosto che prestarli a te anche al 7 o all'8, perché potrebbero prestare, è perché loro sanno esattamente quali sono i loro bilanci. Se tu vai in una città come Milano, dove ci sono almeno 4 grandi quartieri del valore, credo, di una quindicina di miliardi di euro in totale, sono tutti quartieri che sono in carico alle banche e sono tutti in carico alle grandi banche italiane a valori che non hanno senso. Quindi uno dei grandi rischi di questo paese è che anche in Italia esploda una bolla immobiliare. Se esplode la bolla immobiliare, incominciano a saltare anche le banche. Potrebbe non accadere, visto che lo spread adesso viaggia non per merito nostro, ma per merito dei giapponesi che sono messi a battere moneta, c'è in giro un sacco di liquidità e quindi stanno comprando i nostri titoli perché preferiscono i nostri piuttosto che quelli del Burkina Faso, che rendono un pochino di più ma sono un po' meno sicuri. Io credo che dal punto di vista immobiliare stanno saltando anche un sacco di imprenditori paramafiosi, perché gli imprenditori paramafiosi non vanno tanto bene. Prima vi ho raccontato di Rapisarda. Rapisarda ha avuto il più grande gruppo immobiliare italiano, poi è andato a Quarte 48. Cosa Nostra in particolare, ma anche la grande, ha la caratteristica di andare a trovare spessissimo imprenditori che sono truffatori o truffaldi. Anzi, spessissimo il truffatore viene utilizzato dai boss e in genere ha questa caratteristica: truffa tutti tranne che i boss, anche perché se i boss si arrabbiano poi uno fa la fine di Roberto Campi, no? Volevo aggiungere una cosa: facciamo che l'esempio della persona fisica, ho 10 valigie piene di soldi, tutti sporchi di sangue, faccio fatica ad andare in banca a depositarli, devo per forza trovare un bene su cui investire. Ora, questo qui non è Puccinasco, periferia orrenda di Milano, questo è un pezzo di Lago di Garda, qui arrivano i turisti, ho grosse speranze di continuare a venderlo. Allora, intanto butto questi 10 valigie pieni di soldi sporchi, le butto nell'edilizia ma sul Lago di Garda, il posto ancora bello perché il paesaggio è ancora buono. Poi costruisco 200 robe orrende, non riuscirò a venderle, c'è pieno di bar comprati dalla mafia che poi vanno a rotoli. Intanto comunque ho il bene che ho, cioè già il fatto stesso di avere buttato dei soldi in un bene fisico va bene, è riciclaggio, va bene, è una cosa che va bene. In più ho la possibilità di guadagnarci, poi va male, a metà ho costruito 50 appartamenti, ho il cantiere, ho sventrato la collina, il bosco non c'è più, la spiaggia ormai fa schifo e non finisco gli altri 150, non me ne frega niente, faccio fallire la società. I danni, il territorio perduto, la gente che resta senza lavoro, i campeggi vicini di alberghi, le pizzerie eccetera che non lavorano più, ma sono fatti di quei cretini di Veneti che ci hanno dato via libera. Anche stasera con il